benefici. Tra gli altri c'è anche quello del pagamento online con PagoPA, che peraltro è una delle già novità introdotte con questo aggiornamento del sistema. Il sistema degli sportelli unici nazionali prevede anche la possibilità del pagamento del bollo online, no? Che è un'altra di quelle delle marche da bollo online, quindi la dematerializzazione, che questo è qualche cosa che poi entrando nel sistema nazionale permetterà agli utenti di poter gestire. Ci sono tutta una serie di aggiornamenti che non spiegherò io perché spiegherà persone molto più qualificate di me e che hanno seguito veramente il progetto sulla gestione degli endoprocedimenti, che credo che sia una delle cose forse più attese. Come sempre il miglioramento dei prestampati. C'è un lavoro continuo da questo punto di vista per garantire all'utente, insomma, una piattaforma user friendly sempre più aggiornata e sempre più funzionale. Noi crediamo molto come amministrazione, ci siamo appena insediati, però crediamo molto nella partecipazione, quindi vogliamo che questi incontri riprendano con il ritmo precedente. Tra le cose importanti che ci sono anche quella della possibilità della raccolta sempre degli suggerimenti spontanei attraverso questionari o via mail. E quindi siamo contenti dopo 4 anni di riprendere questa attività e vi ringrazio per la presenza oggi. Io cedo la postazione a chi deve illustrare. Grazie. È uguale. Puntare bene lì. Ah, lì, non lì. Ok, non capisco. Ha un po' di latenza. Ok, allora, riprendendo un po', vedo tante facce note, però appunto sappiamo che gli uffici cambiano, eccetera. Un attimo, un focus su qual è il nostro ruolo come ufficio regionale, perché noi diciamo che siamo a livello regionale speculari un po' ai swap, nel senso che non abbiamo una specifica competenza per materia, noi dobbiamo garantire l'applicazione della legge regionale 24, cioè proprio del procedimento unico. Lo facciamo sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista tecnologico, perché dobbiamo garantire sia che le varie norme si raccordino, le norme di settore si raccordino col procedimento unico, perché chiaramente non potrebbero essere seguite nel dettaglio, devono poi seguire quelle logiche di procedimento unico, di conferenza di servizi, quindi andiamo a dialogare con i vari enti per fare direttive, l'abbiamo fatto soprattutto in passato, ma continuiamo a farlo anche oggi, e andiamo anche a aggiornare tutta quella che è la modulistica, che sono gli alberi di interventi, eccetera, e quindi a dialogare con gli enti che hanno competenza per materia, a volte in modo più facile, a volte in modo meno semplice. Siamo contemporaneamente, diamo assistenza all'utenza, utenza sia pubblica che privata, quindi sia ai swap che agli enti terzi, che ai tecnici, che ai cittadini, gli imprenditori. Quindi non ci possiamo sostituire ai swap perché l'istruttoria compete a loro, non ci possiamo sostituire agli enti terzi, molte volte l'interpretazione noi aggiorniamo confrontandoci e chiedendo a chi è competente per materia, perché non ci possiamo sostituire, però diciamo che siamo il punto di riferimento è la massa critica che porta le istanze di tutti verso chi ha competenza per materia. In questo senso dialoghiamo soprattutto con i nostri colleghi regionali. I nostri colleghi regionali attiviamo i tavoli, per esempio
Appunto abbiamo fatto moduli in questo periodo moduli nuovi sull'enoturismo, o stiamo lavorando su direttive, per esempio con la sanità stiamo lavorando sulle nuove direttive sui riconoscimenti comunitari, perché sappiamo che da gennaio, per fare un esempio poi ne parlerà meglio il collega, sappiamo che da gennaio il riconoscimento comunitario non sarà più in capo all'assessorato alla sanità, ma andrà in capo alle ASL. Oppure per esempio altre direttive con cui stiamo lavorando con un altro settore della sanità, il trasporto sanitario, perché ci saranno appunto delle direttive che prevederanno un'attività che oggi ancora non c'è come titolo abilitativo, che è il titolo abilitativo del trasporto sanitario. Questo per dire che a volte arriviamo prima con le direttive, a volte escono le direttive, però devono essere recepite dal modulo, però noi sentiamo forte questo ruolo proprio perché l'attività può essere avviata solo tramite la presentazione della pratica tramite il SWAP, e il sistema lo deve permettere e il procedimento deve girare, perché molte volte la norma di settore è scritta pensando agli adempimenti di settore, ma deve essere riportata all'interno di un procedimento unico. Non c'è la slide. Ok, va bene, comunque parlo senza, proprio in questo senso era stato fatto nel 2019 la tabella allegata alle direttive, la tabella dei regimi. In realtà esisteva la tabella dei regimi anche allegata alle precedenti direttive uscite all'indomani della legge regionale 24 del 2016 ed era stata aggiornata appunto nel 2019 e andava a vedere procedimento per procedimento andava a identificare quale era la norma di settore, quale era il regime amministrativo e come questo si rapportava col procedimento unico, perché noi sappiamo per esempio che poteva essere prevista nella norma di settore un'autorizzazione che però, non prevedendo discrezionalità, andava in autocertificato a 0 giorni, quindi nella tabella si poteva rivedere un po' tutto a seconda degli adempimenti, cosa fosse necessario, quale fosse la normativa di riferimento e come si rapportasse. Ecco, c'è da dire che noi abbiamo aggiornato, siamo sempre rimasti costanti nell'aggiornamento dei moduli e nell'aggiornamento degli interventi del sistema per essere conformi alla normativa, ma questa tabella ricognitiva dei regimi è rimasta ferma nel 2019 e, come diceva appunto il capo di gabinetto, è intenzione riprendere quella che è l'attività abituale di confronto, di ascolto, di rilancio della rete regionale e aggiornare anche questa tabella in modo che non si entri nel sistema, ma si possa partire da un vademecum a monte amministrativo, quindi l'allegato a quella delibera di giunta è nostra intenzione iniziare il lavoro con tutti i referenti regionali, ma anche SWAP eccetera, quindi anche chi volesse far parte del gruppo ristretto di SWAP con cui dialoghiamo, verrà inviato un questionario eccetera, comunque si può proporre. Poi se non sarà un numero eccessivo dialogheremo col gruppo che si è proposto, se no si troverà il modo insomma di trovare un campione, perché chiaramente potranno essere verranno lette tutto ciò che ci arriverà via mail, tutto ciò che ci arriverà tramite i questionari, le proposte, però chiaramente gli incontri hanno senso se si dialogano con un gruppo ristretto, non si può parlare con 377 riunioni, non funzionerebbero, però chi ha piacere di collaborare con noi proprio per tutto questo lavoro che abbiamo intenzione di fare, per far vedere le esigenze, per aggiornare eccetera, sarà sicuramente si proponga, insomma sarà ascoltato, e nostra intenzione è rilanciare questo metodo partecipato e aggiornare gli strumenti a disposizione.
Allora, il sistema informativo SWAP, sono già stati dati in parte i numeri, è un sistema, e altri verranno dati dopo, è un sistema molto imponente che cresce sempre di più perché son tantissime le pratiche, sono tantissimi gli enti che ci stanno dentro e quindi è un sistema assolutamente vivo che va continuamente aggiornato con una manutenzione evolutiva che noi facciamo appunto sulla base di questi tavoli, sulla base delle nazionali, regionali, sulla base anche delle segnalazioni che ci vengono direttamente dagli enti piuttosto che dagli ordini professionali. E oltretutto appunto adeguiamo ehm, adeguiamo in continuazione e ci sono anche delle scelte che devono essere fatte. Tra queste scelte obbligatorie per il nuovo rilascio d'ottobre sono state cancellate tutte le pratiche in bozza. Nel sistema negli ultimi 3 anni c'erano 69.000 pratiche in bozza, pratiche che anche non venivano toccate da anni e quindi oltre tutte le pratiche che arrivano era impossibile tenere tutta questa mole dei dati, oltre il fatto che erano pratiche che magari iniziate cioè diversi anni fa e che quindi iniziate con una normativa differente, che si trascinavano impostazioni vecchie e quindi era necessario farlo. Questo diciamo che è stato più un problema per i tecnici, ma realmente era necessario operare una polizia perché il sistema era troppo carico e si portava dietro anche cose che erano vecchie. Per darvi un'idea, nelle modifiche negli ultimi 3 anni, tra moduli, configurazioni degli interventi, eccetera, ci sono stati circa 650 interventi, perché comunque le normative che stanno dietro, le normative di settore che intervengono, le cose che cambiano sono veramente tante. Però tutto questo, come diceva, ci dà un senso di eccellenza rispetto al panorama nazionale, perché c'è una standardizzazione, perché il potere del modulo, il potere di una piattaforma unica porta anche a avere un'applicazione che è molto più omogenea sul territorio regionale. Allora, no? Allora, una cosa che volevo dire è che proprio tutto lo studio che c'è stato, abbiamo condotto anche uno studio per quello che riguarda il GDPR e abbiamo aggiornato le convenzioni. C'erano anzi molti enti che non avevano sottoscritto la convenzione, quindi prima dell'estate abbiamo mandato a tutti le nuove convenzioni per l'utilizzo della piattaforma. Chiaramente la piattaforma è gratuita, l'utilizzo offerto dalla Regione Sardegna, però è necessario che ci restituiate le convenzioni firmate, proprio perché per essere perfettamente a norma con il discorso del titolare del dato, del responsabile, perché siete voi, sono i SWAP che sono i titolari dei dati che nominano la regione come responsabile. Quindi chiaro che finché va tutto bene, va sempre tutto bene, noi facciamo in modo che non subiamo attacchi, eccetera, però è necessario il cappello normativo. Ad oggi ci sono tornate circa il 50% delle convenzioni sottoscritte, ci sarà appunto da parte nostra anche adesso un'opera di sollecito per chi non ce le avesse restituite, per chiedervi di restituircele sottoscritte. Volevo solo dire che all'interno della convenzione, siccome molte volte si sbaglia, c'è un allegato che è facoltativo, che è quello sulla conservazione a norma. Diciamo che più del 90%
chiede la conservazione a norma tramite il sistema. Ce n'è solo qualcuno che utilizza solo la conservazione e preferisce utilizzare la conservazione a norma che ha il comune per tutti gli altri atti, possono coesistere anche entrambi. Se no cosa succede? Che molte volte noi richiamiamo perché tante volte ci è capitato nelle convenzioni che ci sono state restituite che mancava l'allegato, ma mancava non tanto perché non volessero la conservazione a norma da parte della piattaforma, quindi direttamente lì senza trasferirla, quanto per una dimenticanza di mettere anche l'allegato. Quindi molte volte abbiamo richiamato per chiedere se fosse una volontà o fosse una dimenticanza. Mi sa che solo un caso mi è capitato in cui preferivano utilizzare solo quella del comune. Quindi se non avesse restituito la convenzione, state attenti a se volete anche la conservazione a norma, che ripeto è sempre tutto gratuito, però abbiamo necessità anche dell'allegato sulla conservazione. Ha parlato prima appunto della nuova funzionalità che sarà a breve, dell'interoperabilità con PagoPA. Volevo giusto aggiungere che dovrà essere fatta, per chi non ce l'ha, l'adesione col nodo di pagamento del pagamento regionale, e poi dovrà essere configurati i vari diritti da pagare. In questo modo la piattaforma permetterà all'utente di pagare direttamente, quando carica la pratica, pagare direttamente tramite la piattaforma. Questo è importante, ci sarà un lavoro da parte nostra di affiancamento per configurare i vari oneri. Una tra le chiamate che riceviamo di più all'help desk è proprio quella che molte volte gli utenti fanno tutto online ma non trovano i diritti, non capiscono quanto e come pagare i diritti. Questo tanto per i swap quanto per gli enti terzi, perché pagano i vari diritti. È un valore aggiunto importantissimo quello che nel momento in cui carica la pratica l'utente sappia anche quali sono i diritti da pagare e li possa pagare direttamente da lì. È davvero complicato, cioè a noi capita molto spesso e noi rimandiamo ai comuni, diciamo, contatti il comune per vedere o li aiutiamo a cercare sul sito di comune, però se fosse lì e fosse possibile pagarlo direttamente dal sistema sarebbe un valore aggiunto per l'utente ma anche per voi, perché molte volte capita di dover chiedere l'integrazione del pagamento, perché cosa fa l'utente? Nel momento in cui non lo trova, non lo sa, presenta la pratica senza e poi viene richiesta l'integrazione. PagoPA permette poi un collegamento diretto con l'onere, non doverla associare, quindi sicuramente noi offriremo da qui a brevissimo la funzionalità. Ci sarà un lavoro che però dovete fare voi e tramite anche l'assistenza della SFIRS verrete accompagnati comunque nell'accreditarvi e diciamo, se lo sapete fare da solo perfettissimo, poi se avete bisogno d'aiuto noi ci saremo per aiutarvi nella configurazione, però sarà sicuramente un servizio importante da offrire. L'utente potrà in questo modo o pagare uno per uno i diritti o anche semplicemente pagare tutti i diritti collegati a quella pratica in un solo pagamento. Dica. Tempistiche credo che sarà il prossimo rilascio, quindi proprio a breve, a novembre credo, però ripeto sono quei rilasci dove noi rilasciamo e voi dovete fare la vostra parte perché ci sia. Comunque sicuramente manderemo la comunicazione a tutti i comuni, ve la troverete nella scrivania, faremo la comunicazione. Intermediario tecnologico esclusivamente a Regione Sardegna. PagoPA regionale, sì, è stata una scelta. Mi sembra che ci fosse anche che siamo riusciti a tenere, perché prima c'era Deda Group che aveva iniziato come gruppo pilota e credo che continui solo quello, perché fino ad oggi erano 3 mi sembra i comuni, perché c'era Deda Group che era diciamo il soggetto che era nella precedente RTI, quindi non serviva integrazione in quel momento, era stato preso quell'intermediario per avviare, poi però era difficile avere tanti intermediari, è stata fatta la scelta, visto che la Regione Sardegna ha
il pago PA regionale offerto gratuitamente a tutti i comuni, la piattaforma si interfaccia col pago PA regionale, quindi sarà necessario aderire al pago PA regionale, però ripeto, tutto assolutamente gratuito se voi siete già a pago PA regionale, allora sarà semplicemente necessario configurarsi, poi daremo, chiaramente adesso non è possibile dare specifiche, sarà l'amministratore del sistema a farlo. Dica. Allora, ripeto la domanda perché ci sono colleghi che seguono purtroppo, non purtroppo, perché per molti è una scelta seguire online, per altri invece purtroppo perché chi non è venuto ha tolto il posto a tanti che volevano venire. Allora, esattamente come verrà rilasciata la funzionalità, perché prima era agganciato all'intervento e noi abbiamo detto che doveva essere agganciata all'endoprocedimento, quindi non abbiamo ancora il collaudo e verrà spiegato come verrà fatto. Per noi la nostra idea è quello di, siccome chi guida sono gli endoprocedimenti, verrà credo agganciato agli endoprocedimenti, però quando ci hanno portato a, diciamo, come avviene molte volte, avviene che noi descriviamo l'esigenza e viene sviluppata e poi ci si rende conto che non era esatta, non ci eravamo spiegati bene, non ci eravamo compresi bene, era agganciata agli interventi, noi pensavamo che venisse agganciata agli endoprocedimenti, stiamo studiando la soluzione affinché avvenga l'automatismo che dice lei, abbiamo spiegato però non l'abbiamo ancora vista in collaudo, per quello ho detto non possiamo dare tempi certi perché abbiamo visto una versione su cui abbiamo chiesto correzioni e adesso dobbiamo rivederla appena pronta. L'obiettivo è quello che ci ha chiesto, che ci sia un automatismo nel creare la pratica, però i dettagli e come sarà è ancora in fieri e quindi verrà spiegato, verranno fatti video perché proprio da questa manutenzione evolutiva, perché siamo passati da un raggruppamento a un altro, abbiamo di volta in volta strutturato sia aggiornato i manuali operativi dove viene descritto come ci sono le varie funzionalità e questi poi sono nelle pagine di supporto, strumenti che spiegherà la collega. Poi facciamo anche dei video ai vari rilasci, delle pillole che spiegano proprio come utilizzare le nuove funzionalità. Sono tutti strumenti che stiamo cercando di adottare proprio per man mano che vengono fatti i rilasci per spiegare. Proprio in questo discorso di manutenzione evolutiva e di rilascio, la cosa che volevo dire è che molto spesso noi cerchiamo di non buttare giù la piattaforma, però a volte è necessario che si blocchi tutto proprio perché venga fatto il nuovo rilascio e normalmente cerchiamo di farlo il venerdì pomeriggio e mettiamo normalmente gli avvisi. Importante è sempre ricordare agli utenti di leggere l'avviso perché purtroppo spesso non leggo. Io per prima molte volte non leggo, siamo in overbooking da informazioni, però è importante leggerli specialmente quando ci sono cose come perdita della pratica in bozza, come il sistema che va giù, perché noi cerchiamo di avvisare il più possibile mettendo le notizie nella scrivania, però è importante che vengano lette, magari voi aiutateci a diffondere quando ci sono queste cose. Ok. Il futuro della piattaforma, allora come diceva prima il capo di gabinetto, noi adegueremo la piattaforma alle nuove specifiche tecniche Agid perché a livello nazionale ci sono delle normative nuove sulle regole che devono avere tutte le piattaforme swap. Di queste regole voi non vi dovete preoccupare perché la Regione Sardegna è tra le 9 regioni che hanno una propria piattaforma, anzi una delle pochissime che ha tutti i comuni, forse l'unica che ha tutti i comuni dentro la piattaforma, quindi questo vuol dire che sono regole
che dobbiamo seguire noi affinché tutte le piattaforme dialoghino allo stesso modo e ci sia un'interoperabilità anche con i sistemi nazionali. Quindi durante quest'anno saremo impegnati con dei progetti PNRR proprio per adeguarci prima alle specifiche tecniche lato SWAPE, poi lato enti terzi, perché abbiamo anche tutti gli enti terzi dentro la nostra scrivania, e contemporaneamente ci sarà sicuramente la manutenzione evolutiva solita di adeguamento alle nuove normative, però per quello che riguarda invece le novità, le richieste, a meno che non siano fondamentali, noi quest'anno le recepiremo e abbiamo intenzione di fare un intervento POR, terminati questi interventi PNRR per adeguarci alle normative nazionali, di progettare un intervento POR che vada a recepire sia tutte le esigenze nuove che le novità tecnologiche che dopo 8 anni devono necessariamente essere introdotte, perché noi andiamo avanti. Come la scorsa volta, manutenzione evolutiva, però a un certo punto occorre riscrivere, passati 8 anni, perché le tecnologie sono cambiate, eccetera, cercando sempre di essere meno impattanti possibili sull'utenza, lasciando tutte le funzionalità, però è in previsione proprio una riscrittura proprio perché periodicamente è necessario, e in quell'occasione sarà possibile recepire molte più modifiche, perché quando si scrive è proprio importante prevederle dall'inizio. Ok, passo la parola alla collega Gloria Lori. Però deve usare anche questo. Ah no, ci scambiamo. Okay. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Gloria Loi e lavoro per Spheres, che è la finanziaria regionale che da diversi anni dà supporto al coordinamento regionale SWAPE nella semplificazione amministrativa, nel portale Sardegna Impresa e soprattutto nell'help desk amministrativo. Con me il collega l'ingegner Massimo Puggioni, vedo Sergio Masala, anche l'esperto informatico, e poi ci sono dietro tutti i colleghi che rispondono all'help desk telefonico, dei quali conoscete sicuramente bene la voce, però è bello finalmente rivedersi con chi già conosciamo e vedere di persona i nuovi operatori, perché è sempre più facile collaborare e lavorare quando ci si vede di persona. Partiamo dal portale Sardegna Impresa, io vi darò dei numeri e poi un po' gli strumenti di supporto che Spheres offre proprio per aiutare utenti e i professionisti a operare correttamente sulla piattaforma. Il portale Sardegna Impresa, che è quello attraverso il quale si accede allo sportello unico, al portale SWAPE nella sezione sportello unico, è il canale tematico della regione per chi vuole fare impresa in Sardegna, è un punto di riferimento importante, quindi era stata fatta la scelta di unire questi due punti d'accesso nel portale tematico che per chi deve fare impresa in Sardegna. Offre tante informazioni agli imprenditori, c'è una sezione investire in Sardegna, c'è una sezione in particolare che dà tutti i bandi, tutte le agevolazioni a disposizione per gli imprenditori o gli aspiranti imprenditori. E c'è poi la sezione appunto sportello unico. È un canale che ha veramente già tanti visitatori unici, tantissime pagine visitate, anche queste sono numeri importanti, anche solo i dati giornalieri sono 1500 visitatori unici, 5.800 pagine visitate al giorno, quindi sicuramente è un portale molto molto seguito, anche per il fatto che molti accedono al portale Sardegna Impresa, al portale Sardegna SWAPE attraverso Sardegna Impresa. Anche i numeri, come è stato già detto, del sistema, della piattaforma sono veramente importanti. Io sono abituata. Okay. Abbiamo 1.600.000 accessi autenticati con picchi di oltre 10.000 accessi al giorno, veramente un traffico importante.
Vai. E le pratiche sono tantissime, 84.000 pratiche presentate in tutto, 500 pratiche, la media di pratiche presentate al giorno. E ci siamo resi conto che è una mole di dati importante e anche molto interessante e utile. Dal 2012 sono passati per il SUAPE tutte le iniziative imprenditoriali della Sardegna, e dal 2016 anche tutta la parte edilizia, quindi effettivamente ha un tracciato di tutto ciò che si è mosso da questi punti di vista in Sardegna in tutti questi anni. E abbiamo voluto valorizzare questi dati e una parte li abbiamo resi disponibili in una sezione apposita del portale Sardegna Impresa, che è tutti i numeri del SUAPE, in cui è possibile fare delle ricerche, delle selezioni, ma da semplici dati sugli accessi e sugli utenti, ma a dati più interessanti sulle tipologie di pratiche, potendo scegliere anche l'ambito territoriale, lo stato della pratica, lo sportello, il settore. Sono dei dati comunque che abbiamo esposto in maniera anonima naturalmente, però possono essere utili per voi o per gli utenti per fare degli studi della programmazione per l'amministrazione, per capire la vocazione di un territorio, e quindi insomma l'abbiamo implementato già da un po' di tempo, però probabilmente a tanti è sfuggito e volevo mettervela in evidenza. Sempre esatto, sempre nel portale Sardegna Impresa troviamo poi la sezione del supporto, che questa è la parte su cui SFIRS svolge il suo ruolo più importante, dove trovate tutti i riferimenti, i numeri e tutti gli strumenti che offriamo per aiutarvi. Questa è la sezione dei quesiti che avete disponibile nella vostra scrivania una volta loggati. La tendenza è abbastanza stabile per quanto riguarda i quesiti amministrativi, è andata via via diminuendo il numero dei quesiti informatici. Questo perché è anche un dato positivo, perché abbiamo tutti più familiarità ora con la piattaforma ed è che è più performante, si è più stabilizzata, e quindi riceviamo meno richieste di intervento su questo. Nei quesiti appunto un buon risultato è che siamo riusciti a rispondere al 90% dei quesiti entro il giorno successivo. Sui quesiti noi possiamo rispondere chiaramente in base alla competenza del coordinamento regionale. Molto spesso, soprattutto gli utenti, ci chiedono di interpretare la norma di settore e noi non possiamo spingerci oltre, quindi a volte si lamentano che ci sono anche delle non risposte, però noi possiamo esprimerci su qual è la corretta applicazione del procedimento unico SUAPE, dare delle indicazioni, ma poi la competenza per materia è degli enti terzi, e soprattutto poi la pratica la gestisce il SUAPE, non la gestiamo noi, quindi comunque però i quesiti sono tantissimi e sono sia per gli utenti che a disposizione di tutti gli operatori. Grazie Massimo. Le segnalazioni sono praticamente quei ticket che noi apriamo ogni volta che riceviamo una telefonata, una segnalazione via mail, e anche queste come numero è sicuramente elevato, sono 104.000 dal 2019 ad oggi, e teniamo traccia insomma di tutti gli interventi. Questi sono i numeri del supporto che trovate appunto comunque nell'apposita pagina. Il supporto amministrativo è quello che gestiamo direttamente, il supporto informatico invece è quello che è gestito dal raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce la piattaforma, che è composto da Maggioli, ICOF e Synapsis, che sono qua in parte i colleghi. La mail è quella del coordinamento, ind.coordinamento.suap@regione.sardegna.it, e oltre a questi strumenti di supporto noi continuiamo a popolare le domande frequenti, questo sia su nostra iniziativa che su vostra sollecitazione, perché molto spesso anche per chiarezza col tecnico che vi chiama è importante mettere per iscritto qualcosa e dire qual è la corretta
interpretazione della procedura, del procedimento per il coordinamento. Quindi se avete delle segnalazioni o delle domande che vi fanno più frequentemente, che non vedete presenti nelle domande frequenti, ce le segnalate e noi continuamente le implementiamo. Così come i tasti di help che aggiungiamo continuamente per aiutare sia voi che i tecnici e gli operatori, gli utenti a capire cosa deve essere messo in una determinata casella, perché molto spesso per noi è facile, per altri cioè i testi e le parole possono essere interpretate diversamente, come titolo che per noi era oggetto della segnalazione o del quesito, e molti lo vedono come il proprio titolo di ingegnere o di geometra, ma per fare un esempio semplice, però le cose possono essere viste da punti di vista diversi. Quindi se ci sono degli errori che vengono fatti continuamente nel compilare una casella, ce lo segnalate e cerchiamo di guidarli meglio a compilarla. E poi abbiamo anche un continuo lavoro di popolamento delle parole chiave, e anche questo è stato impegnativo ma importante, perché gli utenti non parlano la nostra lingua, la lingua del diritto amministrativo o delle norme di settore. Per aprire un bar uno cerca bar, non lo trovava, e quindi abbiamo codificato come esercizio di somministrazione, esercizio di vicinato. Se uno vuole aprire un negozio non ci avrebbe mai pensato, e quindi abbiamo tradotto in linguaggio comune tutti quegli interventi che per noi sono chiari, ma per gli utenti non è detto che lo siano. Un altro richiamo che volevo fare, appunto, come diceva lei, cercate di leggere gli avvisi. C'è una sezione notizie che ha il numeretto, ti riporta il numeretto di avvisi che non sono stati letti, che molte volte ignoriamo, però lì noi scriviamo delle cose importanti. Abbiamo delle news che pubblichiamo sull'home page di Sardegna Impresa, e poi quelle che ci interessa che vi arrivino più direttamente le mettiamo nelle vostre scrivanie, arrivano appunto nella sezione notizie, che vi chiediamo di guardare con attenzione, e poi di segnalarci qualsiasi cosa, perché veramente il nostro è un ruolo di ascolto e cercare di tradurre le vostre esigenze in qualcosa di operativo che poi facilita la vita e il lavoro a voi e a chi deve utilizzare la piattaforma. Io forse ho finito, vero? Lascio la parola adesso all'ingegner Puggioni, che entra nel vivo della presentazione di oggi, che vi illustra puntualmente tutte le nuove funzionalità degli ultimi rilasci. Grazie. Vieni qua. Sì, grazie e ancora buongiorno. Adesso entriamo un pochino più nel dettaglio di quelle che sono state le funzionalità introdotte con l'ultimo rilascio dello scorso 14 ottobre, che ha introdotto una serie di funzionalità innovative nel sistema, ma visto che insomma era da un po' che non facevamo degli incontri di scambio e di confronto e aggiornamento, abbiamo pensato di riportare anche alcuni aggiornamenti che non sono proprio, diciamo, dell'ultimo rilascio del 14 ottobre, ma dei mesi precedenti, ma che comunque hanno un certo interesse, perché molte volte capita che, insomma, se uno non è attento a tutte le novità che vengono via via introdotte, magari scopre per caso che sono stati risolti dei problemi che erano stati precedentemente segnalati o introdotte delle funzionalità, ma se non lo sa, come dire, non lo vede, ecco. Quindi cerchiamo di vedere. La cosa più importante che è stata introdotta con il rilascio dello scorso 14 ottobre è tutta una funzione informativa, e a cui sono collegati tutta una serie di automatismi che è mirata a favorire una corretta gestione del procedimento da parte dei SUAP e da parte degli enti terzi, e ovviamente a dare delle informazioni che sono anche importanti al cittadino. Ora, noi sappiamo che fino ad oggi, come dire, che il sistema suggeriva al cittadino che andava a compilare una pratica, al termine della compilazione, suggeriva il tipo di iter applicabile, quindi gli diceva se doveva andare a 0 giorni, a 30 giorni o in conferenza di servizi. È uno strumento che è stato importantissimo, che ha dato una grande svolta, diciamo, alla correttezza gestionale delle pratiche,
Ma come tutti gli strumenti, compresi quelli che vi andrò a illustrare tra un attimo, sono ovviamente delle funzionalità informatiche che non possono sostituire il controllo e la competenza dell'operatore, ovviamente umano. Cioè, questo giusto per dirvi, quando riceviamo delle pratiche in cui il tipo di iter suggerito non corrisponde con il tipo di iter che ha selezionato l'utente, con ogni probabilità c'è un errore da parte dell'utente che magari ha forzato il sistema e ha selezionato un tipo di iter sbagliato, perché magari il sistema gli ha suggerito conferenza e servizi e quello se l'ha modificato e l'ha mandata a 0 giorni. Con ogni probabilità quella sarà una pratica da rendere ricevibile, ma con ogni probabilità non vuol dire sicuramente, perché c'è la possibilità che ci sia un problema o di configurazione informatica o anche un malfunzionamento del sistema, per cui, e questo capita spesso soprattutto con le pratiche duplicate, che abbiamo riscontrato che si trascina un suggerimento che non viene aggiornato, quindi è possibile che il tipo di iter suggerito dal sistema non sia corretto o non sia completamente corretto. Quindi quando dovesse capitare una cosa del genere sicuramente bisogna accendere un faro per cercare di capire meglio, ma capitano seppur raramente dei casi in cui in realtà il cittadino ha cambiato il tipo di iter suggerito perché il suggerimento era sbagliato. Il fatto che non corrisponda informaticamente non significa che ci sia un problema dal punto di vista giuridico-amministrativo. Dobbiamo andare ad approfondire. Se il sistema gli suggeriva una conferenza di servizi ma non c'è nessun endoprocedimento, nessun modulo, niente di discrezionale, era il suggerimento sbagliato e non come dire, l'indicazione che ha dato il cittadino. Qui siamo andati un po' oltre perché fino ad ora, diciamo, il suggerimento che dava il sistema era quello sull'iter complessivo, ma non ci dava informazioni sui singoli endoprocedimenti che componevano la pratica. Quel tipo di informazioni le potevamo ricavare o dai frontespizi dei moduli, rilevante è il tipo applicabile a quell'endoprocedimento. L'iter complessivo rilevante è il tipo di complessivo della pratica a ciascun endoprocedimento. Tant'è che in una conferenza di servizi, come chiariscono le direttive, ci sono soggetti tenuti a esprimersi e soggetti non tenuti a esprimersi, perché noi quando andiamo in conferenza di servizi lo facciamo perché all'interno di quella pratica sono previste delle valutazioni discrezionali, ma le valutazioni discrezionali non sono connesse a tutti gli endoprocedimenti di quella pratica, normalmente solo ad alcuni. Se io ho banalmente un intervento edilizio con, poniamo, un'autorizzazione paesaggistica, avrò un endoprocedimento edilizio che di per sé va in autocertificazione, cioè se quella pratica non fosse stata in zona vincolata, quella pratica sarebbe andata in autocertificazione. E poi ho gli endoprocedimenti della conferenza di servizi, scusatemi, dell'autorizzazione paesaggistica che invece impongono la conferenza di servizi. In questo modo io già visivamente sono in grado di individuare subito all'interno di quel procedimento quali sono i soggetti tenuti a esprimersi, che sono quelli competenti per gli endoprocedimenti in conferenza di servizi, quelli che prevedono il parere discrezionale e quelli che invece devono solo, diciamo, compiere delle verifiche sulle autocertificazioni e non sono tenuti a inviare un parere nella conferenza. Questo concetto, che è indicato nelle direttive ed era desumibile già in passato dalla tabella di ricognizione dei regimi, ha creato tanta confusione. Noi molte volte, guardando delle pratiche che ci vengono segnalate da cittadini che magari ci chiedono supporto per errate o presunte errate conduzione del procedimento, abbiamo visto che c'era effettivamente tanta confusione. Cioè su APE
che attendevano magari il rilascio di parere da parte di soggetti che non erano tenuti a esprimersi, o viceversa, che non attendevano un parere da parte di soggetti che invece dovevano esprimersi. Quindi questo sicuramente è un'informazione rilevante. Così come vedete, accanto a ogni endoprocedimento in conferenza di servizi è indicato il termine per l'espressione dei pareri. Questo perché noi sappiamo che secondo la legge 24 il termine ordinario della conferenza è 30 giorni, che può essere aumentato in alcuni casi a 55 per la paesaggistica ordinaria e fino a 90 giorni in alcuni casi che fanno eccezione, che sono indicati nelle direttive. Ma fino ad oggi questa indicazione nel sistema non la trovavamo, quindi a oggi troviamo endoprocedimento per endoprocedimento quale deve essere la durata in quel caso. E ovviamente la durata della conferenza di servizi che il SUAPE dovrà andare a indire sarà il valore maggiore tra quelli associati ai diversi endoprocedimenti. Se io ne ho 3 a 30 giorni e uno a 55, la conferenza andrà a 55 giorni. Però già qui io posso verificare qual è il termine che devo applicare. Poi vedremo che siamo andati anche oltre rispetto a questo. Nel senso che il sistema suggerisce proprio le date, lo fa in automatico il calcolo. Dopodiché troviamo le due colonne silenzio assenso in conferenza dei servizi e silenzio assenso articolo 20 della legge 241, che sono, diciamo, le due indicazioni che già trovavamo nella tabella di ricognizione dei regimi. Silenzio assenso in conferenza dei servizi significa se in caso di mancata espressione dell'ente competente alla scadenza della conferenza di servizi il SUAPE deve considerare acquisito quell'assenso. Non a caso uso il termine deve e non può, perché la norma non è una libera facoltà, anche perché e soprattutto dopo l'introduzione del comma 8 bis dell'articolo 2 della legge 241, che dice espressamente che i pareri inviati in ritardo sono inefficaci. Quindi stare ad attenderli sarebbe inutile, perché la norma ci impone di considerare acquisito l'assenso e sanziona con l'inefficacia l'eventuale parere tardivo. Per cui se anche io stessi ad aspettare un parere tardivo e quello magari fosse negativo, io ci basassi un diniego, starei facendo un atto che è sicuramente annullabile, perché è basato su un parere che è inefficace per legge. Comunque, al di là di questo, lo scopo più che altro è quello di mostrarvi ovviamente la funzionalità informatica. Quindi silenzio assenso in conferenza ci dice quello e sostanzialmente riporta il no solamente per gli atti previsti dalla normativa dell'Unione Europea, perché questo dice la legge, mentre la colonna silenzio assenso legge 241 ci dice se a quell'atto è applicabile il silenzio assenso esterno nei confronti del cittadino. Quando tutti gli endoprocedimenti in conferenza dei servizi hanno marcato sì, questo vuol dire che alla scadenza dei termini complessivi del procedimento, se il SUAPE non ha emesso il provvedimento unico, il cittadino può realizzare l'intervento, perché si forma il silenzio assenso, è come se l'atto fosse stato rilasciato. Questo si forma in due casi: non solo quando a tutti gli endoprocedimenti è applicabile, ma anche quando io ne dovessi avere uno o più a cui non è applicabile il silenzio assenso, come nel caso che stiamo vedendo nella slide, ma l'ente competente per quell'endoprocedimento si fosse espresso favorevolmente. Cioè, in questo ipotetico procedimento che stiamo vedendo, se in questo caso il parere regionale di compatibilità di competenza della regione, il silenzio assenso articolo 20 è escluso perché parliamo di materia della sanità. Ma se l'assessorato regionale, quindi l'ente competente su quell'endoprocedimento, ha trasmesso il parere favorevole nei termini della conferenza, se il SUAPE non chiude, il provvedimento si intende rilasciato. Sì. No, non c'è problema. L'unico problema è che chi è in diretta non sente. Sarebbe meglio... Ma sì, No. così sentono. Ma ci vuole il microfono. Solo quello è il problema. Ah, è questo il microfono della... Va bene. Allora, no, mi voleva agganciare proprio a questo caso, perché è molto interessante il fatto che appunto alla scadenza del termine del procedimento si formi il titolo. Vabbè, adesso uso un termine un po'. Sì. Facciamo il caso
termine della CDS si esprime solo l'ente, non la soprintendenza. Al termine del procedimento il titolo si è formato, nel senso vale sempre silenzio senso o no? È un po' ardito. Cioè, allora, ripeto la domanda per chi? Sì, ce l'ho presente. Allora, ripeto la domanda. La collega, per chi ovviamente è collegato da remoto, la collega ha chiesto se nel caso dell'autorizzazione paesaggistica in cui abbiamo una doppia competenza dell'ufficio tutelare del paesaggio e della soprintendenza, cosa accade nel caso in cui sia l'ufficio tutela ad aver trasmesso magari un parere favorevole con la soprintendenza che non si è espressa. Allora, tenete presente che qui la nostra legge regionale si è spinta un po' oltre il principio che è fissato dalla 241. Cioè, se noi andiamo a guardare l'articolo 20 della 241, l'articolo 20 dice: quando abbiamo atti di una serie di materie, tra cui la tutela del paesaggio, è escluso la formazione del silenzio assenso. La nostra legge regionale è andata un po' oltre e ha detto sì, va bene, è escluso, ma se l'ente competente si è espresso favorevolmente, di fatto possiamo considerare un silenzio assenso complessivo, cioè non posso trascinare, passatemi questo termine, non posso trascinare nei confronti del cittadino il silenzio assenso che si forma tra amministrazioni in caso di mancata espressione, ma se, come dire, quell'ente si era espresso, allora sì. Allora, nel caso della paesaggistica noi abbiamo due enti. Secondo me nell'applicazione, come dire, che non può essere troppo estensiva di questa norma, è necessario che si esprimano favorevolmente tutti e due. Anche se si potrebbe fare un ragionamento dicendo che la stessa norma di settore, dopo un tot di giorni, però non la condivido. No, nel senso, non lo condivido. Lo sto dicendo come ragionamento per assurdo. Cioè, è vero che la norma di settore prevede che trascorso un tot di tempo la soprintendenza, come dire, si prescinde dal parere della soprintendenza, però quando io sono in conferenza di servizi non sto applicando le disposizioni procedurali della singola norma di settore, sto applicando delle disposizioni di una conferenza di servizi che non fanno distinzione tra il ruolo dei due, per cui per me il silenzio assenso si forma quando si esprimono tutti e due. Okay. Tenete conto che qui ci sono i software, quindi questo problema è un problema del cittadino, nel senso che presuppone l'inerzia vostra, perché il silenzio assenso ai sensi della conferenza si forma e voi dovete fare il provvedimento. Sì, Ma il silenzio assenso di cui parla lui è quando il SUAPE rimane inerte, sì. Certo. Sì. Sì, ma ricordo di un caso di un piano casa, capito? C'era un problema di... Sì. Sì, io mi ricordo un caso particolare in cui si è tanto discusso di questo. Sì, me lo ricordo. Era proprio un caso particolare di una norma che era scaduta, per cui quell'atto non era più rilasciabile, per cui si poneva il problema se si fosse formato o no il silenzio assenso prima, quindi in vigenza della norma, che dopo non era più vigente. Vabbè, comunque abbiamo... Niente. Non ti sento. Ricordati che non ti sentono quando parli, cioè non ti sentono da casa. Sì, perché quello è il microfono della sala, questo è quello, capito? Andiamo avanti. Comunque, ok, credo che sia abbastanza, come dire, pacifico la questione. Allora, dicevo, oltre che nella schermata Endo, che è quella che abbiamo appena visto, cioè sul sistema, questi stessi attributi li abbiamo riportati nella tabella di ricognizione, nell'albero degli interventi. L'albero degli interventi è il file Excel che è scaricabile dalle pagine del supporto sul sistema. Allora, che è scaricabile sulle pagine del supporto, dove trovate tutta una fotografia di quella che è la situazione del sistema,
quindi gli interventi, le condizioni, gli endoprocedimenti e i moduli legati. Non l'avesse mai scaricato perché è uno strumento sicuramente molto importante anche per capire l'indicazione da dare al cittadino quando ci chiede a volte che tipo di intervento deve selezionare, o per capire se i moduli sono giusti, perché allora, il sistema funziona in un modo, me ne approfitto per dirlo già che mi è venuto in mente, il sistema funziona in un modo automatico sulla associazione dei moduli, cioè il cittadino non ha la possibilità di associare i moduli che vuole, ma è il sistema che gli associa i moduli in base all'intervento che seleziona e alle risposte che dà. Allora, molte volte vediamo casi di richieste di integrazioni fatte dai SUAPE o dagli enti terzi dove, un po', passatemi il termine, arbitrariamente gli chiedono di allegare un altro modulo, ma il cittadino non ha la possibilità di allegare un singolo modulo. Noi dovremmo piuttosto andare a controllare, cioè se manca un modulo, probabilmente c'è una risposta sbagliata, quindi andiamo a individuare la risposta e diciamogli di correggere quella, perché altrimenti gli chiediamo cose che lui non riesce a fare, perché il sistema proprio non glielo dà. Anche da poco mi è capitato di una collega che su una pratica di manutenzione straordinaria con l'F13, con la CILA, ha chiesto al cittadino di allegare il modulo A2. E io gli ho detto, no, guarda che il cittadino, neanche se proprio si sforza, non ci riesce, perché il sistema non te lo dà quel modulo. Prego. Ci sono problematiche anche sul sistema, perché per esempio un cittadino che inquadra l'intervento agibilità Sì. e risponde nel modello di agibilità che la scia di prevenzione incendi è allegata alla pratica, il sistema crea l'F20. Sì. Però se noi leggiamo le istruzioni compilative del modello F20, quelle riportate in epigrafe, il modello F20 deve essere accompagnato sempre o dall'F39, che vale quale completamento di titolo abilitativo, o dal modello DUA. In quel caso il sistema non gli dà la possibilità di selezionare l'F39 o la DUA, quindi noi ci troviamo Sì, ok. un'agibilità con l'F20 senza gli altri due modelli che sono indicati come obbligatori. Ripeto per chi sta seguendo la diretta, il collega segnalava un problema nel caso di presentazione della pratica di agibilità, quando nel quadro prevenzione incendi l'interessato dichiara che la scia di prevenzione incendi viene allegata alla stessa pratica, però poi nel frontespizio del modulo F20 viene richiamato che lo stesso modulo deve essere accompagnato o dal modulo F39 o dalla DUA, ma in questo caso non c'è né l'uno né l'altro. Sì, effettivamente è un problema, ma è più da aggiornare il frontespizio del modulo F20 che il resto. Ok, ce lo segniamo e lo andiamo a correggere, sì. Quando vi capitano queste cose segnalatecelo, anche magari con un quesito. E ve lo dico a maggior ragione su questo, perché ovviamente questa funzionalità che riporta tutti questi dati associati ai vari endoprocedimenti è una funzionalità giovane, è stata introdotta poco più di 2 settimane fa, quindi è possibile che ci sia qualche refuso, qualche errore, così come è possibile che non ci sia corrispondenza su alcuni endoprocedimenti, ovviamente, perché è sfuggito, tra quello che è indicato nell'albero degli interventi e quello che il sistema vi mostra a video. Se vi dovessero capitare casi del genere, segnalatecelo, perché andiamo immediatamente a controllare e a correggere. Può succedere, come tutte le nuove funzionalità, come dire, siamo in rodaggio. Un paio di interventi di correzione li abbiamo fatti, considerato che sono passate 3 settimane, direi che un paio di interventi è comunque un buon risultato, ecco. Ma prendete in considerazione questa possibilità che ci sia effettivamente un errore, e se qualcosa non vi torna segnalatecelo. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire, a parte tutti questi dati, nell'albero degli interventi trovate anche la colonna termine procedimento, che non vi compare sulla schermata endo del sistema, ma che è il termine complessivo del procedimento quando è associato quell'endo. Ovviamente il termine complessivo del procedimento, in conferenza dei servizi rileva più che altro, sarà il maggiore associato a tutti gli endoprocedimenti connessi a quella pratica. Se quindi io avrò 3 endoprocedimenti
a 60 giorni e uno a 120 giorni, quel procedimento avrà una durata complessiva di 120 giorni. Questo si riflette su altre due informazioni che troviamo per ogni pratica, ma ovviamente hanno particolare rilevanza soprattutto per i procedimenti in conferenza di servizi, che sono la data di conclusione del procedimento calcolata automaticamente dal sistema e aggiornata anche a seguito di sospensione, perché tiene traccia delle sospensioni, e l'applicabilità del silenzio assenso, che ovviamente, come vi ho detto, sarà spuntata questa casellina se tutti gli endoprocedimenti rientrano nel campo di applicazione del silenzio assenso. E come vi ho anticipato prima, il sistema, in fase di indizione della conferenza di servizi da parte del SUAPE, vi suggerisce, in modo modificabile ma è solo un suggerimento, le date da indicare per la data termine invio pareri, richieste integrazioni e l'eventuale sincrona, sulla base ovviamente delle date di trasmissione della documentazione. E vedete, tra parentesi, accanto alle date trovate scritto anche che giorno della settimana cade, quindi mercoledì, martedì, lunedì, e il sistema calcola anche se dovesse cadere di sabato, domenica o giorno festivo, vi propone automaticamente il primo giorno lavorativo successivo. In questo caso, se andate a vedere, il 13 novembre è la data della asincrona. La data dell'eventuale sincrona doveva essere entro i 10 giorni successivi al 13, quindi il 23, ma il 23 novembre, essendo sabato, lui vi suggerisce la data del 25, che è il lunedì successivo, ovviamente, perché non avrebbe senso indicare come data una giornata non lavorativa. Vi faccio vedere ancora alcune novità che sono state introdotte nei prestampati. Nei prestampati questa cosa ci è stata richiesta tantissime volte in passato, perché fino ad oggi i prestampati riportavano solo i dati del primo intestatario della pratica, e quando avevamo una pratica con più intestatari bisognava aggiungere manualmente i cointestatari. Adesso non è più così, il sistema automaticamente riporta l'elenco di tutti gli intestatari della pratica. Ed inoltre nei prestampati relativi alla conferenza di servizi, quindi parliamo dell'indizione, del verbale e del provvedimento unico, distingue automaticamente quali sono gli endoprocedimenti per cui è prevista l'espressione di un parere dagli endoprocedimenti per cui non è prevista l'espressione di un parere. Per cui il SUAPE lo vede, gli enti terzi che ricevono vedono subito quali sono i soggetti da cui si attende un parere e quali no, e anche il cittadino ovviamente controlla, cioè ha questo tipo di informazione automatica. Ma ancora di più, questo è ancora più ambizioso se volete, ma per carità non che come dire cambi le sorti, ma un pochino di tempo forse lo fa risparmiare. Nei prestampati del verbale del provvedimento unico ribalta automaticamente gli endoprocedimenti per cui è stato ricevuto un parere favorevole con condizione, un parere negativo e quelli per cui non è stato ricevuto nessun parere. L'appello. Certo, ma lì adesso c'è tanto da dire su questo. No, ma su questo c'è tanto da dire. Allora, come tutte le cose, prendetelo per quello che è. Questo è un ausilio informatico che non si sostituisce alla testa dell'operatore, perché, voglio dire, i dati che vi riporta sono corretti se il flusso di comunicazioni è avvenuto correttamente. Se, come dire, l'ente terzo ha mandato il parere anziché con la funzionalità di trasmetti parere con generica comunicazione al SUAPE o peggio via PEC, è ovvio che il sistema non ve lo può far vedere. Quindi
come dire, è un ausilio, ma controllate scrupolosamente che l'informazione che il sistema vi riporta sia effettivamente corretta, perché, come dire, questo nessun sistema informatico ve lo potrà, come dire, mai fare. Poi vedremo che per fare in modo che questo sia più attendibile possibile abbiamo lavorato sul flusso di gestione della pratica sia lato su APE che lato ente terzo per fare in modo che tutte le comunicazioni siano classificate correttamente, ma questo lo vediamo tra un attimo. Quello che mi interessa dirvi, che è molto importante, è che tutto quello che abbiamo visto finora, quindi il calcolo e la visualizzazione del termine per la conclusione del procedimento, l'indicazione dell'applicabilità del silenzio assenso, le informazioni dei vari endo e l'indicazione automatica degli endo sui prestampati sono attendibili e funzionano correttamente per le pratiche mandate dal 14 ottobre in poi, perché per funzionare hanno bisogno di una configurazione aggiornata. Le pratiche che sono state inviate in precedenza potrebbero avere una configurazione non aggiornata e restituire dei dati o non mostrare questi dati o proprio mostrare dei dati sbagliati. Potrebbe capitarvi anche il caso del prestampato, dove non vi trovate l'elenco degli endoprocedimenti perché lui va a cercare un attributo che non trova. Quindi è un problema ovviamente transitorio, perché le pratiche presentate prima del 14 ottobre sono ancora in lavorazione, ma stanno andando ovviamente in esaurimento, ma tenete presente questo fatto, che ovviamente sì. Riguardo alle conferenze di servizi ente terzo, Sì. conferenze di servizi e riconoscimenti comunitari, che da gennaio dovremo gestire. Sì. Ora va bene quella tempistica per la conferenza di servizi, sincrona, asincrona, eccetera. Al momento il tutto è ancora da definire, siamo in attesa della procedura regionale, perché altrimenti siamo nel pasticcio. Ma detto questo, è ipotizzabile, siccome la concessione poi del numero di riconoscimento che veniva fatta con una delibera dovrebbe essere fatta a livello di ASL, e però viene rilasciato un riconoscimento provvisorio che deve essere confermato entro 60 giorni. È ipotizzabile, siccome dovremmo gestirlo noi e quindi le tempistiche ASL magari potremo avere qualche problema, ipotizzabile anche inserire i termini in cui scade il riconoscimento provvisorio? Allora, ripeto per chi ovviamente è collegato da remoto, la domanda verte sui procedimenti relativi ai riconoscimenti europei che, come dovrei dire tra un po', dal 1 gennaio passeranno da una competenza regionale alla competenza della ASL. In questo momento anche noi stiamo lavorando con l'assessorato regionale per definire i passaggi, quindi è prematuro, come dire, non siamo in grado di darvi delle indicazioni precise perché ci stiamo lavorando, lo stiamo definendo e stiamo cercando di capire bene come deve funzionare. Ad ogni modo, il procedimento, come dire, dal punto di vista informatico, il procedimento non può prevedere, come dire, più passaggi sulla medesima pratica, quindi probabilmente risulterà concluso con l'emissione del provvedimento unico a cui sarà collegato all'attribuzione del numero e il riconoscimento provvisorio. Dopodiché creeremo una funzionalità per la successiva trasmissione del riconoscimento definitivo, ma, come dire, la pratica non può rimanere appesa, aperta per tutti quei mesi. È conclusa con il riconoscimento provvisorio informaticamente e poi seguirà quello che deve seguire. Ci stiamo lavorando comunque, proprio per definirlo e per dettagliarlo. Sì, ora è più complicato, nel senso, sì, arriva dopo. Sì, la determina arriva dopo. No, stiamo cercando di risolverlo e lo risolveremo in maniera più efficace, perché una delle cose che abbiamo introdotto in questo rilascio e che in realtà non sono neanche riportate nelle slide perché è più una questione di configurazione che di utilizzo quotidiano da parte degli operatori, è la possibilità di associare determinate classi di comunicazione
a specifici iter o a specifici endoprocedimenti. Per cui abbiamo oggi la possibilità di associare una comunicazione, come può essere ad esempio la trasmissione del riconoscimento definitivo, solo alle pratiche in cui c'è un riconoscimento europeo, e quindi rendere molto più personalizzato anche la gestione di alcune procedure particolari che hanno dei passaggi diciamo che si discostano dallo standard, come appunto questo, ma è come dire in divenire, perché ci stiamo proprio lavorando in questi giorni per definire queste direttive. Sì, anche per quello, sì, anche per quello. Anche sulle concessioni demaniali. Quindi vi ho detto, è importante controllare la data di trasmissione della pratica. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi, parlando dei prestampati nelle schermate precedenti, è che noi ovviamente abbiamo aggiornato i prestampati generici, quelli messi a disposizione della Generalità dei Comuni. Se qualcuno ha creato e utilizza dei prestampati personalizzati, deve ovviamente modificare il template e aggiornarli. A questo proposito, proprio ieri abbiamo aggiornato l'archivio dei prestampati generici in modo che si possano copiare i codici per far funzionare anche i prestampati personalizzati e farli funzionare, diciamo, secondo le nuove funzionalità. Come siamo messi col configuratore? È mezza. Magari facciamo anche 5 minuti. Però sono pronti. Sono quando vuoi, pronti. No, perché a questo punto, se si potesse fare, farei una diretta esterna. Sì, un minuto lo facciamo. Allora, intanto vi dico due parole. Sì, ascolta, ma me le chiamerò a 10 minuti. Sì, perché alcune cose ve le faccio vedere più sulla diretta anziché sulla slide statica. Allora, quello che abbiamo detto finora, cioè per esempio il calcolo del termine finale del procedimento, così come l'indicazione dei pareri pervenuti, presuppongono che il flusso di comunicazioni che intercorre soprattutto tra il SUAPE e gli enti terzi avvenga con i canali corretti. Se i SUAPE e gli enti terzi operano, come spesso finora è stato, attraverso comunicazione dal SUAPE, comunicazione al SUAPE, è chiaro che tutto questo non può funzionare, perché il sistema non capisce che cosa c'è dentro quella comunicazione. Perché tutto questo castello possa funzionare correttamente, è necessario che una richiesta di integrazioni venga interpretata come tale, che un parere venga interpretato come tale, e via dicendo. Per questo abbiamo introdotto una serie di funzionalità lato SUAPE e lato ente terzo, per fare in modo che le comunicazioni e i flussi vengano intercettati e, interpretati correttamente dal sistema, cercando di rendere meno, ma mi sento di dire senza complicare la user experience, cioè senza rendere più complesso l'utilizzo per l'operatore, semplicemente blindarlo in modo che tutto venga incanalato nel flusso e interpretato correttamente dal sistema. Ci siamo? Intanto ecco qua. Per far questo abbiamo spostato la richiesta di integrazioni documentali dalle comunicazioni, cioè fino ad oggi noi la richiesta di integrazioni documentali ce la trovavamo sulle comunicazioni, sto parlando lato SUAPE. L'abbiamo tolta da lì e l'abbiamo inserita con questo pulsante blu che state vedendo nella schermata gestione, perché effettivamente la richiesta di integrazioni documentali, soprattutto per i procedimenti in conferenza di servizi, che sono quelli dove è più rilevante comprendere il termine finale del procedimento, hanno un effetto sulla gestione del procedimento, e quindi l'abbiamo riportato lì come bottone di avanzamento del flusso. Non riusciamo? Non riesco a farlo vedere lì, quando siamo live. Secondo
Sì. Alle volte capita che il termine per la fase asincrona, quindi la presentazione dei pareri, è inferiore per un determinato procedimento a quelli che sono i termini minimi previsti per norma. Dalla norma di settore? Sì. Mi riferisco chiaramente ai vincoli ambientali. Mhm. Ma questo è una domanda. Sì. È determinato da una volontà del SWAP locale o è automatizzato dal sistema, cosa che non credo. E poi una richiesta, per favore, se nel prestampato si può mettere in grassetto le date di termine, presentazione, proposte e conferenza sincrona, così la si trova subito. Sì. Beh, senti, questa è quella che hanno detto prima, poi me le dimentico. Sì, no, certo, perché dobbiamo prenderne nota perché sennò va bene la memoria ma poi me le dimentico. Allora, la domanda verte sul fatto che molte volte nella conferenza di servizi vengono fissati dei termini per trasmettere le determinazioni che sono inferiori a quelli previsti dalla norma del settore di riferimento. Questo non è una volontà del singolo SUAP e non è neanche un tecnicismo informatico, è proprio la legge statale così come regionale che lo prevede, nel senso che la conferenza di servizi è un paradigma procedimentale attraverso il quale si è chiamati a gestire in maniera collegiale una serie di interessi che, come dire, sovrascrive le norme procedurali previste dalle singole disposizioni di settore. Il 99,9% dei problemi che nascono nella gestione delle conferenze di servizi nasce quando si cerca di seguire contemporaneamente la disciplina della conferenza di servizi e quella della norma di settore. Come dire, quando noi stiamo andando in un procedimento unico e stiamo seguendo e veniamo coinvolti in una conferenza di servizi, non siamo tenuti a rilasciare un atto autonomo secondo le tempistiche e secondo le sequenze previste dalla norma di settore. Siamo chiamati a partecipare ad un istituto dove collegialmente si forma una volontà e per cui, dobbiamo operare secondo una modalità e delle tempistiche che sono proprie di quell'istituto della conferenza di servizi. Ci sono dei casi, è specificato? Ma la 241, tra l'altro, allora, nella 241 è vero, la 241 prevede 45 giorni aumentabili a 90 nel caso di particolari interessi, tra cui l'ambiente. In questo momento quell'articolo non trova applicazione, perché in tutta Italia trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 76 del 2020 sulla cosiddetta conferenza accelerata, che prevede 30 giorni aumentabili a 45. Quindi non trova neanche più applicazione in questo momento, transitoriamente e temporaneamente fino al 31 di dicembre di quest'anno, ma c'è già la proposta di legge per prorogarlo anche a tutto il 2025, perché dicono che dovrebbe diventare la norma ordinaria. Noi in questo momento non abbiamo ancora modificato anche le direttive proprio perché si tratta di una norma provvisoria. Nel momento in cui, dovesse diventare la disciplina ordinaria, vedremo. Purtroppo il legislatore nazionale l'aveva fatto anche per il codice degli appalti, ha seguito questa tecnica normativa, secondo me abbastanza discutibile, cioè di tenere in piedi la 241 e normare quei decreti di semplificazione, come diceva Massimo, transitoriamente in un altro modo, che però non toccando la 241, quindi si va a applicare la 241 in piedi, però c'è un'altra norma che ci dice che da un certo periodo a un altro si va a applicare la conferenza di servizi semplificata. Ma per togliere i dubbi, noi, come diceva Massimo, non abbiamo mai puntato l'occhio su questa conferenza di servizi semplificata, proprio perché applichiamo la 24, che nella stragrande maggioranza dei casi va
diciamo d'accordo con la conferenza di servizi semplificata, anzi noi sappiamo che si sono proprio ispirati alla 24 per questo, però lei se legge la 241 c'è scritto quello, se invece legge il decreto semplificazione si dice che temporaneamente non si applica quello ma si applica il decreto semplificazioni. Un po' se qualcuno aveva cioè, dimestichezza col codice degli appalti, faceva il codice degli appalti. Nel periodo Covid erano state messe tutta una serie di norme semplificative che andavano a derogare il codice degli appalti pur restando in piedi quello, e dal nostro osservatorio il sentore è quello che è transitorio diventerà definitivo con la modifica, ma per il momento state attenti, soprattutto applicate la 24, che così siamo tutti più sereni. Sì, poi insomma su questo ci sarebbe tanto da dire, ma un po' andiamo fuori dall'argomento, nel senso che oggi pensiamo di presentarvi più le funzionalità del sistema. In ogni caso sì, è vero, in alcuni casi c'è una compressione di tempi, però c'è anche una diversa tipologia di lavoro, cioè l'ente non deve rilasciare un atto autonomo con tutti i passaggi procedurali di comunicazione al livello del procedimento, di 10 bis, di sequenze, deve esprimere un parere per quanto di propria competenza perché c'è un altro soggetto che sta, come dire, coordinando quel procedimento. Quindi c'è un taglio effettivamente di una serie di passaggi. Comunque magari ci torniamo. Adesso mi interessa, prima di fare un breve coffee break, farvi vedere alcune cose proprio in diretta della funzionalità del sistema. Come vi dicevo, abbiamo riportato la funzionalità per richiedere integrazioni, siamo lato su Ape qui, sulla schermata, poi vediamo anche il lato ente terzo, sulla schermata gestione, quindi sul menu gestione trovate un pulsante blu richiedi integrazione. Quando in una conferenza di servizi andiamo a cliccare su richiedi integrazioni, il sistema mi mostra un pop-up dove mi chiede: sono pervenute richieste di integrazioni degli enti terzi nei termini? Perché ve lo chiede? Perché la legge non mette un termine entro il quale l'amministrazione procedente e quindi il SUAPE può chiedere integrazioni, mette un termine come dire, agli enti terzi che partecipano per chiedere integrazioni. Quindi può essere che il SUAPE invii la richiesta di integrazioni al 17° giorno, però gli chiede: ma gli enti terzi ti hanno chiesto documentazione integrativa nei termini? Se io vado a cliccare sì, lui mi riporta ad una comunicazione con classe richiesta di integrazioni documentali, che se io diciamo la mando, adesso non avanziamolo, se io la mando ovviamente sospendo il procedimento. Adesso annulliamo e riproviamo a fare no, giusto per farvi vedere. Allora, se io faccio richiedi integrazioni, alla domanda rispondo no, non sono pervenute richieste nei termini, lui mi dice: attenzione, poiché la richiesta è inviata oltre i termini di legge, il procedimento non subirà alcuna sospensione, come è corretto. Se poi vado avanti, lui mi mostra sempre la comunicazione con richiesta di integrazioni documentali, ma non sospende il termine. Quindi i termini rimangono, diciamo, in corsa. Adesso mandiamone una con sospensione per fargli vedere che cosa succede. Quindi torniamo lì, andiamo su richiedi integrazioni, rispondiamo sì. Inviamo la comunicazione inviata con successo. In questo momento, se andiamo su prima andiamo su pratica e facciamogli vedere su dati generali, che vedete sulla data di conclusione mi mostra termini sospesi. Ok? Se torniamo su gestione mi sono comparsi due pulsanti nuovi, uno è prolunga sospensione e l'altro riavvia procedimento. Allora i termini vengono riavviati automaticamente alla trasmissione di documentazione integrativa da parte dell'interessato, oppure al decorso del termine di 30 giorni, quindi se l'interessato non integra nel termine concesso, i termini ripartono. Ma noi sappiamo che per quel che prevede la legge 24 l'interessato può chiedere prima della scadenza fino ad altri 30 giorni per provvedere. In questo caso andiamo a cliccare su prolunga sospensione e il sistema probabilmente mi chiederà una conferma. Comunque sì, sei sicuro di voler prolungare la sospensione? Se io gli clicco sì,
non succede niente, vede, i giorni, adesso non si è visto per un attimo, i giorni di sospensione passano da 30 a 60 e quindi l'automatismo in caso di inerzia scatta al 60° giorno e non più al 30°, ma c'è sempre un riavvia procedimento manuale. Perché questo può succedere che il swap magari ha chiesto documentazione integrativa e ha sospeso i termini e poi magari l'interessato gli dice ma guarda che quello che mi hai chiesto in realtà c'era, sei tu che non l'hai visto, e quindi c'è la possibilità di riavviare manualmente i termini del procedimento senza, come dire, prima del decorso, ma senza un movimento di integrazione, ok? Va bene, poi su questo un'altra cosa che vi volevo far vedere sulle comunicazioni. Qui siamo sempre lato su Ape. Quando andiamo a selezionare una nuova comunicazione e andiamo a selezionare comunicazione dal su Ape, che è il problema principale per cui un sacco di cose prima non venivano tracciate correttamente, adesso il sistema mi mostra una pop-up con una disambigua per chiedermi se è una richiesta di integrazione, è un inoltro di documentazione integrativa, è un inoltro di un parere che è pervenuto agli enti terzi, in maniera tale che se io vado a selezionare per esempio richiesta di integrazioni documentali e confermo, io avevo selezionato comunicazione dal suo app e vedete il sistema automaticamente mi rettifica in richiesta di integrazioni documentali. Quindi se volete ve lo dico in altre parole, perché qualcuno si è lamentato che con quel bottone blu non poteva più fare l'inoltro della richiesta di integrazioni perché deve passare per la schermata gestione. Io in realtà posso fare l'inoltro, seleziono comunicazione dal suo app e qui poi vado a selezionare richiesta di integrazioni documentali, l'effetto alla fine è lo stesso. L'importante è che traccio che quella è una richiesta di integrazione. Andiamo al lato ente terzo un attimo, poi facciamo la pausa. Lato operatore ente terzo. Allora, l'ente terzo carica la richiesta di integrazione. Sì. E noi per girarla all'interessato andiamo sul pulsante blu. Sì. Più corretto fare... Lo so, questo è un problema cioè che quando integrano a più riprese effettivamente riparte, però di fatto considerare, come dire, tutte le varie possibilità non ce l'avevamo, sì, non gli fisseremo nuovamente i termini della conferenza, perché quello è, quando io riavvio i termini del procedimento, lui mi avvisa che devo rifissare i termini della conferenza dei servizi. Ora, può succedere una cosa del genere. Non saranno felici gli enti terzi. No, vabbè, non è che... L'integrazione è incompleta e riavviano i termini. Allora, se l'integrazione è incompleta e riavviano i termini, in realtà lì rientriamo nel caso che normativamente mi consente una sola sospensione del procedimento. Per cui una volta che io li ho sospesi, se lui li ha integrato in maniera incompleta, gli chiederò nuovamente integrazione, ma i termini decorrono. Ma quello sta nella norma che mi dice che non glieli posso tenere sospesi per più richieste. La richiesta gliela faccio una volta sola. Se poi lui non mi ha integrato tutto quello che gli ho chiesto, si beccherà il parere negativo, come dire. Però è insito in quello. Togliere l'automatismo comporta che tutti quanti devono essere, come dire, formati a farlo ripartire. Se mai lo fanno ripartire, non lo so, magari lo miglioreremo in futuro. In questo momento è così. Vi prego, allora sto cercando di chiudere la diretta perché dobbiamo fare, se no anche la... Poi vi faccio fare tutte le domande che volete dopo la pausa caffè, però in questo momento dobbiamo cercare di andare, quindi voglio farvi vedere queste due cose perché poi devo staccare per forza. Allora, qui siamo lato ente terzo. Precedentemente tutto il cruscotto di gestione degli endoprocedimenti lo troviamo nel menu endo. Allora, prima dovevamo andare su azioni e trovavamo tutte le varie opzioni per richiedere documentazione integrativa per mandare il parere nella tendina azioni. C'è ancora, non l'abbiamo tolto, però per renderlo più semplice abbiamo riportato i pulsanti blu in basso sulla schermata endo, attraverso i quali si può inviare un esito o una richiesta di integrazioni.
esito che si riflette automaticamente su tutti gli endoprocedimenti di competenza del medesimo ente terzo. Perché prima poteva capitare che lo stesso ente terzo magari avesse associati 2-3 endoprocedimenti e per tracciarli correttamente doveva, come dire, mandare il parere su ognuno di questi 3. Invece adesso, se io vado a fare per esempio esito favorevole, e mi compare automaticamente la classe trasmissione parere esito verifiche, ovviamente con destinatario sportello, lo vado a inviare. Dopo aver ovviamente caricato l'allegato, il sistema mi traccia automaticamente che quell'endoprocedimento, vedete, in questo caso l'ha fatto l'ente terzo di test, ovviamente, che aveva 2 endoprocedimenti collegati, quindi il 2554 e il 5839, avendo mandato un'unica volta parere favorevole, mi risulta parere favorevole su entrambi gli endoprocedimenti che aveva quell'ente terzo, ok? E questo è ovviamente il menu che trovate sotto, quindi i pulsanti blu funzionano come funzionava la tendina prima, dipendono dal tipo di iter e dalla fase in cui siamo. Per cui in un procedimento in conferenza di servizi io avrò parere favorevole, favorevole con condizioni o negativo, in un procedimento in autocertificazione avrò favorevole oppure 10 bis provvedimento imprescrittivo interdittivo, cioè cambiano a seconda della fase. Se andiamo sulla schermata comunicazioni e andiamo a creare una generica comunicazione al swap da ente terzo, che anche questo era problematico come prima, anche qui mi riporta un pop-up dove mi chiede di dire che cos'è questa comunicazione. È una richiesta di integrazioni? È un parere? Se vado a selezionare parere mi chiede di precisare se è favorevole, favorevole con condizioni o negativo. Oppure provvedimento in autotutela o proposta o altre comunicazioni. Quindi vedete, in questo modo crediamo di aver favorito un più corretto tracciamento dei vari passaggi, perché poi tutto questo si riflette su quegli automatismi che abbiamo visto in apertura. A questo punto farei 10 minuti, un quarto d'ora di pausa e poi mi fate tutte le domande che volete. E grazie a Felice.
poter accedere alla pratica. Conseguentemente è stata introdotta una modifica che è legata a quello che vi stavo accennando prima. L'ho spostato perché mi sentivo quello che vi stavo accennando prima, cioè la possibilità di collegare una classe di comunicazione ad uno specifico endoprocedimento. Abbiamo associato le classi di comunicazione relative al progetto strutturale all'endoprocedimento EP3087. Questo vuol dire che dove l'endoprocedimento è associato alla pratica, al cittadino compaiono le classi di comunicazione per compilare il modulo F14 e trasmettere la documentazione. Dove quell'endoprocedimento non c'è, non gli compaiono quelle classi di comunicazione. Quindi vi potrebbe capitare che qualcuno vi dica: io ho bisogno di trasmettere questa documentazione ma il sistema non me lo dà. Se non glielo dà è perché l'endoprocedimento non c'è e quindi bisogna che il SUAPE aggiunga quell'endoprocedimento perché poi il cittadino si ritrovi nel menu delle classi di comunicazione anche queste e poter quindi compilare e trasmettere il modulo F14, eventualmente anche correggendo la modulistica dove vi ha detto, perché in precedenza bisognava, come dire, se arrivava dopo bisognava a volte riattivare l'iter, aggiungere l'endoprocedimento e trasmetterlo, ma questo non tutti lo facevano. Adesso non gli dà proprio la comunicazione se non c'è l'endoprocedimento, non glielo fa mandare, quindi l'endoprocedimento va aggiunto prima che loro possano mandare la comunicazione. Si fa con una comunicazione, sì. Sì, però è vero, alla fine deve sempre agire il SUAPE e aggiungere l'endoprocedimento, però la differenza qual è? Che in passato l'interessato la mandava comunque la comunicazione e il Gino Civile non lo vedeva se il SUAPE non lo faceva. Adesso se il SUAPE non lo fa, quella comunicazione non parte proprio. La differenza è questa. Quindi se parte siamo sicuri che il Gino Civile abbia accesso a quella pratica. Esatto, che il Gino Civile non la vedesse. Il problema era quello. Un'altra cosa che può capitare e che vi può capitare, abbiamo introdotto una piccola miglioria per preselezionare i destinatari di ogni comunicazione. Però quando tra i destinatari ci sono gli enti terzi, normalmente succede quello che vedete in questa slide, cioè il sistema spunta enti, ma bisogna andare a selezionare quali enti e finché non lo facciamo il pulsante invia rimane in grigetto. Siccome ci stanno chiamando dicendo ma non funziona, non riesco a inviare la comunicazione perché il pulsante invia è in grigio, se dovesse capitare questo dovete andare a controllarvi i destinatari perché rimane in grigio, perché evidentemente c'è qualcosa da selezionare e da controllare sui destinatari di quella comunicazione. Ancora, nella comunicazione per la trasmissione del provvedimento unico conclusivo sono stati aggiunti i campi per indicare il numero, la data e il protocollo del provvedimento unico. Questo per fare in modo che il sistema raccolga anche i dati dei provvedimenti unici conclusivi e li associ alle singole pratiche, per poi sviluppare successivamente, ancora non c'è, una funzionalità che permetta di ricercare la pratica a partire dal numero del provvedimento, come a volte capita di aver bisogno. Però intanto iniziamo a raccogliere i dati. Ancora no. Allora, un'altra cosa che abbiamo inserito e su cui vi potrebbero chiedere informazioni è un blocco tra interventi incompatibili. Allora, nel principio generale del procedimento unico non abbiamo, come dire, noi sappiamo che l'interessato deve selezionare tanti interventi quanti, diciamo, o meglio, siccome l'iniziativa può essere variegata, è possibile all'interno del medesimo procedimento unico acquisire anche titoli abilitativi di diversa natura, purché
tutti finalizzati a realizzare una medesima iniziativa da parte del privato. Quindi non c'è una preclusione assoluta a mettere insieme interventi anche, come dire, eterogenei tra loro, come può essere, che ne so, un esercizio di vicinato e contemporaneamente un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un acconciatore, oppure per esempio l'intervento edilizio con l'avvio dell'attività nel medesimo locale. Tuttavia ci sono alcuni casi di cose che oggettivamente non possono andare in contemporanea, come ad esempio la realizzazione di un intervento edilizio e un'agibilità dello stesso immobile, perché l'agibilità deve essere fatta dopo il termine dei lavori, non la può presentare contemporaneamente per ovvie ragioni. E in questo caso il sistema blocca la possibilità di selezionare due interventi tra loro incompatibili. Questo lo abbiamo implementato soprattutto per quanto riguarda tutta l'alberatura degli interventi edilizi, dove succedeva di tutto e di più, nel senso che le macro categorie di intervento edilizio, come manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione, funzionano come una matriosca. Come dire, nella categoria più grande e sul titolo abilitativo più gravoso ci sta tutto quello che è più piccolo. E allora non c'è bisogno che se tu stai facendo una nuova costruzione mi metti nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria, perché hai l'effetto di presentare contemporaneamente un permesso di costruire, una scia e una cila e non si capisce più nulla. Allora quelli sono stati resi tra loro intrinsecamente incompatibili. Per cui l'effetto è quello che state vedendo. Se io vado a selezionare interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti le parti strutturali, ad esempio non posso selezionare anche riguardanti le parti strutturali, perché o è l'uno, come dire, o è l'altro, e gli scompare la casellina, cioè sparisce la casellina per selezionarlo. Allora, se vi dovesse capitare che vi segnalino una cosa del genere, non è un malfunzionamento del sistema, è proprio dovuto, perché devi selezionare o l'uno o l'altro. Scusi, se ci sono questi tipi di interventi, comunque selezionare il più... Bisogna selezionare il più gravoso, certo, che ricomprende al suo interno quelli più... Poi, voglio dire, nell'oggetto, nella descrizione scriverà tutto quello che deve scrivere, ma se già quella pratica è presentata per permesso di costruire, non ha nessun senso che tu mi presenti anche una cila all'interno, perché il titolo più gravoso assorbe quelli meno gravosi. Altra cosa che abbiamo fatto sempre di questo tipo, poi dicevo, questa cosa degli interventi incompatibili è stata messa sulla funzionalità e implementata una serie di... non abbiamo ancora terminato la configurazione, può essere che via via aggiungeremo delle incompatibilità tra per esempio una cessazione e un nuovo avvio di attività, che insomma vediamo, piano piano vediamo. Esatto, Capitano. Sì, la sanatoria con il nuovo intervento è possibile solo per le sanatorie autocertificate, ma non è possibile per gli accertamenti di conformità. Credo che quello sia già implementato. Se no lo controlliamo, ma credo che sia già implementato quello. Allora, un'altra cosa sempre di questo tipo riguarda l'ubicazione, perché oggi il sistema ha 4 tipologie di ubicazione: sede fissa, online, itinerante, altre modalità, ma non tutte sono coerenti con tutti gli interventi. Se io ho un esercizio di vicinato dovrò necessariamente indicare un locale fisso, così come se sto facendo un intervento edilizio devo indicare un immobile, non posso indicare online o itinerante. Può sembrare una banalità, ma l'abbiamo depurato in maniera tale da riportare in ogni tipologia di intervento solamente le categorie di ubicazione che sono coerenti con quella tipologia. Ancora abbiamo, su questo vi racconto una cosa, abbiamo aggiunto una funzionalità che dà la possibilità all'interessato di aggiungere più comuni. Cioè, le direttive ci dicono che in caso di intervento insistente su più comuni, la pratica viene presentata una volta sola nel SUAPE del comune dove è ubicata la porzione prevalente dell'intervento.
Fino ad oggi però il cittadino ne poteva indicare solo uno di comune e il SUAPE doveva andare manualmente ad aggiungere gli altri comuni per associare anche gli endoprocedimenti collegati agli enti terzi aventi competenza territoriale sugli altri comuni. Oggi il cittadino può automaticamente, vedete, facendo aggiungi comune, inserire direttamente più comuni e lato SUAPE troviamo tutti i comuni indicati e il sistema aggancia automaticamente tutti gli endoprocedimenti di competenza degli enti terzi che collegati a quella ambito territoriale. Ma è stata disabilitata la funzione che il SUAPE possa caricare, quindi deve chiedere al tecnico di caricare i comuni corretti? No, non è stata disabilitata, ci sono tutte e due. Interviene o deve far fare al tecnico incaricato? È più corretto che lo faccia direttamente il tecnico incaricato, perché adesso come dire, c'è la possibilità di farlo e quindi se l'intervento ricade su più comuni va indicato nell'ubicazione su più comuni, ma non è stata disabilitata la funzionalità che c'era aggiungi comune. Voglio dire, è una cosa che era già stata realizzata, perché eliminarla, ecco. Dopodiché io, mandando questa pratica per fare la prova per queste cose, l'ho mandata davvero. Ieri mi ha chiamato il comune di Ghilarza per chiedermi che hanno ricevuto la pratica di prova e mi ha chiesto di annullarla perché non avevo pensato che non avevo pensato che la stavo mandando davvero. Comunque questo era giusto per fare un sorriso, ok. Un'altra cosa che è stata introdotta, che ha forse più interesse per per i tecnici, ma è utile saperlo ovviamente anche per il SUAPE, sono state introdotte e potenziate tutta una serie di funzionalità di geolocalizzazione in fase di caricamento della pratica, dove oggi l'interessato può, cliccando sulla mappa, su un punto, gli restituisce in automatico le coordinate, quindi non necessariamente deve imputarle manualmente, ma può molto più semplicemente cliccare sul punto e avere le coordinate, può indicare, disegnare un'area, quindi un poligono, questo soprattutto per interventi che riguardano un'estensione abbastanza rilevante, individuare un lotto all'interno delle aree industriali mappate o caricare informazioni da un file esterno, da uno shapefile. Questo in diretta glielo faccio vedere, lo vediamo più. Il download? Lo fa perché quando... allora adesso non riesco a farvelo vedere in diretta perché perderemo troppo tempo, però quando andiamo o a individuare coordinate o a disegnare aree, lui mi ridà in automatico e poi c'è anche la possibilità di scaricarlo. Ok, un'altra cosa che si può personalizzare, anche questa non è una novità dell'ultimo rilascio, però è utile sulla scrivania di ogni operatore, ma anche lato cittadino, cliccando su quell'iconcina che è tutta a destra sulla scrivania, posso andare a selezionare quali colonne voglio vedere nella mia scrivania, quindi andando a selezionare quali dati ci interessano o quali non ci interessano. Ne posso selezionare fino a 10 di tutto questo elenco, quindi codice pratica richiedente oggetto, data di invio, data di modifica stato, iter, data dell'ultima comunicazione, endoauto è l'attributo che si valorizza quando gli endoprocedimenti vengono trasmessi in automatico in caso di inerzia, numero di protocollo e data di protocollo del SUAPE, responsabile del procedimento, assegnatario, comune e intervento. Ognuno si può personalizzare la visualizzazione della scrivania a seconda di come preferisce. Ancora, sempre anche questo dello stesso periodo, sono stati aggiunti nel filtri di ricerca, sempre sulla scrivania, una serie di filtri che prima non c'erano.
come pratiche non assegnata, numero di protocollo fino a qualche mese fa non c'era, quindi per cercare dal numero di protocollo dovevamo fare un giro dal software di protocollo. Un'altra cosa che mi interessa segnalarvi è PEC non ricevuta. Quando io vado a cliccare su PEC non ricevuta posso filtrare tutte quelle pratiche in cui è presente una ricevuta di mancata consegna di una PEC, perché noi sappiamo che il sistema in automatico carica tra gli allegati di ogni comunicazione le ricevute di accettazione di consegna di quella PEC, ma non ci avvisa quando qualche PEC non viene per qualsiasi motivo consegnata al destinatario. Allora è buona regola ogni tanto fare un filtro per pratiche con PEC non consegnata per individuare quali pratiche hanno PEC che non sono giunte correttamente al destinatario, per capire quali sono, andare a guardare ovviamente nel dettaglio delle comunicazioni. Questo può essere anche molto rilevante, soprattutto in caso di pratiche magari in conferenze e servizi in cui ho indetto la conferenza. Se l'ente terzo non ha ricevuto, voi capite che questo è un problema se poi non si è espresso e gli abbiamo dato per acquisito l'assenso. Quindi ogni tanto fate questo controllo, è un filtro sicuramente molto utile. Ancora, sempre sulla scrivania e sui filtri, è stata aggiunta recentemente la possibilità di scaricare l'elenco delle pratiche filtrate sulla base del filtro ovviamente che abbiamo impostato in 4 modalità, in 4 formati: CSV, XLS, JSON e XML, per farne l'utilizzo che può essere collegato a un altro software o semplicemente per essere lavorate come tabelle di dati per le più, come dire, svariate necessità. È utile. Ancora, ecco una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima. Quando stavamo parlando di tutto quel discorso di... oh no, forse ve l'ho detto. Quando stavamo parlando di tutto il discorso iniziale sulla funzionalità automatica di calcolo dei termini e di informazioni, vi ho detto tutto questo è attendibile per le pratiche presentate dopo il 14 di ottobre, perché per funzionare bene deve esserci una configurazione aggiornata. Per questo motivo, con l'ultimo rilascio sono state cancellate tutte le pratiche in bozza ed è stata inibita la possibilità di duplicare pratiche presentate prima del 14 ottobre, cosa che ha fatto particolarmente infuriare, ma un po' comprensibilmente, devo dire la verità, nel senso che non è stata una decisione che abbiamo preso a cuor leggero, ma era una decisione che andava presa, perché la duplicazione delle pratiche porta come rovescio della medaglia, cioè è vero che è molto comoda per il cittadino che va a copiare tutti i dati di una pratica precedente senza doverla ricompilare da capo, però è anche vero che trascina tutta una serie di informazioni, tra cui tutta la configurazione degli interventi e dei moduli che aveva la pratica originaria, e soprattutto per casi di pratiche in cui l'utente magari presenta tante pratiche simili, che va di duplicazione in duplicazione in duplicazione. Ci trovavamo pratiche oggi che avevano una configurazione di 3 anni fa, perché andate avanti sempre da una duplicazione all'altra. Quindi la funzionalità di duplicazione delle pratiche è ancora esistente, ma lo consente solo per le pratiche trasmesse dal 14 ottobre in poi. Però è stata aggiunta una nuova funzionalità, che è quella di copia modulo. Questo vi interessa più, diciamo, lato cittadino, glielo faremo vedere questo pomeriggio. Però entrando nella schermata di compilazione del modulo, andando sulla tendina azioni in alto a destra, è possibile selezionare copia da e il sistema mostra l'elenco di tutte le pratiche contenute nella scrivania di quell'utente dove è presente quel modulo. Uno può scegliere: la voglio copiare da questa o da questa pratica, e gli copia i dati. Quindi e questo lo fa anche per le pratiche trasmesse prima del 14 ottobre. Ricerca dello storico? Ricerca dello storico in che senso? Le mantiene? Sì, Certo, duplicazione.
è la duplicazione, cioè quando io sto compilando quel modulo, ho lato cittadino, ho la possibilità di copiare i dati da un altro modulo dello stesso tipo, ovviamente, sto compilando il modulo E10, posso copiare i dati da un altro E10 contenuto in un'altra pratica che sta nella mia scrivania. Però non mi trascino tutta la configurazione di quella vecchia pratica. Sì. Poi la possibilità di duplicare le pratiche rimane, non è possibile per quelle precedenti il 14 ottobre, perché anche questo ha generato allarme. Avete eliminato la funzionalità? No, rimane, però per le pratiche presentate dopo. E comunque, se questo voi è più che altro a livello informativo, se potete segnalargli che è stato aggiunto questa ulteriore funzionalità per copiare modulo per modulo. Altra cosa, questa volta più rilevante lato operatore, è la funzionalità, anche questa non freschissima, nel senso che non è dell'ultimo rilascio, è già stata introdotta un po' di tempo fa, il confronto tra più versioni dello stesso modulo. Nel caso in cui soprattutto il cittadino integri, io come dire, dai dati generali, ordinando per data, posso immediatamente vedere che cosa è stato aggiunto e annullato nell'ultima sessione di integrazioni. Ma poi, se voglio vedere nel dettaglio che cosa è stato modificato dentro un singolo modulo, io selezionando sempre sulla tendina azioni in corrispondenza di quel modulo, seleziono confronta, il sistema mi fa vedere le altre versioni di quello stesso modulo, scelgo quale voglio vedere e me le mette, vedete, a fianco l'una all'altra, e posso vedere evidenziato in rosso le parti che da una versione all'altra sono state cambiate, e quindi con un colpo d'occhio vedere subito dov'è che il cittadino è intervenuto per apportare delle modifiche. Ancora abbiamo introdotto, anche questa era un problema più lato cittadino, ma per informazione ve lo dico lo stesso, abbiamo introdotto la possibilità di delegare lo stesso modulo a più professionisti, perché in precedenza si poteva delegare un modulo solo ad un professionista. Il problema è nato soprattutto col modulo A30 allegato A, che è la relazione asseverata in materia PAI, che necessita di essere firmata da un ingegnere e da un geologo, e quindi per questo abbiamo introdotto la possibilità di delegare lo stesso modulo a più professionisti, in modo che entrambi lo possano firmare, perché prima dovevano fare un po' un giro attraverso una procura, ecco. È stata introdotta la possibilità di duplicare una comunicazione all'interno della stessa pratica. Anche questo è più una cosa rilevante per il cittadino, soprattutto quando dentro la comunicazione c'era un modulo, come ad esempio l'F3 o l'F14, e doveva ritrasmetterlo, anziché doverlo ricompilare da capo, lo può duplicare adesso. Quindi, perché ad esempio magari mandava una comunicazione di inizio lavori col modulo F3 compilato e mancavano una serie di dati allegati, per esempio, no? E mancava il versamento degli oneri concessori, faccio per dire, o una procura, esatto. Quindi o integra solo quel documento, ma per farlo deve mandare una comunicazione di trasmissione e osservazioni, oppure più correttamente dovrebbe rinviare l'inizio lavori perché non aveva efficacia il precedente. Lo può fare duplicando la comunicazione senza dover ricompilare il modulo, e lo fa più velocemente, ecco, è stato reso più semplice. È stata introdotta la possibilità di annullare una comunicazione inviata per errore, anche questo è stato chiesto a gran voce da anni. Quando viene inviata una comunicazione per errore, quindi magari anche con degli allegati che non sono pertinenti con quella pratica, è possibile cliccare su annulla. Questo lo può fare solo il mittente, ovviamente, di quella comunicazione. Annulla, il sistema gli chiede una conferma, e una volta che dà la conferma parte una seconda PEC dove avvisa che quella comunicazione è stata annullata. Ovviamente le PEC di notifica della prima comunicazione sono partite e per quello non ci si può fare niente, però la comunicazione originaria viene contrassegnata come annullata e non si può più accedere al dettaglio né accedere agli allegati. Questo è utile soprattutto quando erano stati, magari, cosa che succede, trasmessi in allegato documenti che erano magari riferiti ad un'altra pratica, e quindi è bene inibire la visualizzazione di quei
documenti. Ma la visualizzazione viene inibita quindi? Sì, si vede nell'elenco delle comunicazioni, ma non si può accedere al dettaglio né scaricare gli allegati. La posso vedere io che lo inviamo? No, la possono vedere tutti, ma non possono entrare nel dettaglio a vedere che cosa c'era scritto in quella comunicazione. Su una cosa annullata? Adesso... Successivamente per vedere se si vedesse. Allora può essere, francamente non l'ho provato come mittente, può essere che il mittente possa continuare a vederlo, gli altri sicuramente non lo vedono. Ancora, una funzionalità che è stata introdotta è quella di annullare le sessioni di integrazioni, cioè di renderle irricevibili. Questo può capitare perché a volte c'è una misunderstanding tra il swap e l'utente, che pensa a volte che per introdurre modifiche o anche nuove attività su un'attività oggetto di una pratica precedente debba agire sulla pratica originaria, cioè uno che avvia un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, poi magari l'anno dopo vuole aggiungere anche l'esercizio di vicinato e pensa di dover integrare quella pratica lì. Oppure su una pratica edilizia vuole cambiare il progetto introducendo una variante e pensa di poterlo fare sostituendo gli elaborati progettuali della pratica originaria. Questo non si può fare, bisogna presentare una nuova pratica. Ma nel caso in cui capiti che l'interessato erroneamente compia un'operazione di questo genere, quindi integri una pratica che ha già prodotto effetti e quindi ci sia la necessità di annullare quell'integrazione, di ripristinare la pratica nello stato in cui era prima dell'integrazione, oggi si può fare. Bisogna andare sulla schermata invii integrazioni, individuare la sessione di integrazioni che vogliamo annullare, sempre dal solito bottone azioni, dichiara irricevibile. Il sistema chiede di indicare una motivazione e di allegare un documento. Allegare un documento perché questa è una vera e propria irricevibilità, anche se non dell'intera pratica, ma solamente di quella sessione. Quindi va fatto un atto per motivare il perché io gliela sto rigettando quell'integrazione. Una volta che ho inserito la motivazione, ho allegato il documento, confermato, la pratica viene ripristinata nello stato in cui era prima della sessione di integrazione. Ed infine, sul sistema informatico, questa è l'ultima novità, è stato introdotto un altro menu con annotazioni, con un contatorino, vedete quel numerino 1 che vedete è il numero di annotazioni che sono state inserite in quella pratica. Servono come memo sostanzialmente e sono, come dire, divise per ruolo, cioè gli operatori del SUAPE vedono solo le annotazioni inserite dagli operatori del SUAPE. Gli operatori di ogni ente terzo vedono solo le annotazioni inserite dagli operatori di quell'ente terzo e così il cittadino, cioè non c'è un interscambio di annotazioni. Il cittadino non vede quelle del SUAP e degli enti terzi e viceversa. Può essere sicuramente una cosa utile, c'è stata richiesta. Due parole, ecco l'ultima in realtà è questa, la personalizzazione dello scadenziario. Allora, il sistema contiene uno scadenziario, già dalla sua prima versione, che riporta un calendario con tutta una serie di scadenze e manda anche degli alert, volendo, delle mail di avviso. Il problema che ci hanno segnalato in tanti è che questo scadenziario è, come dire, scarsamente efficace, perché a volte riporta troppe scadenze, perché riporta in automatico tutte le scadenze dei 2 giorni, la scadenza per l'indizione della conferenza e tra queste si annegano quelle magari per esempio della scadenza di una conferenza, che sono più... Allora è stata introdotta una nuova funzionalità per cui l'amministratore di ogni sportello o ente, quindi non è una cosa che fa ogni singolo operatore ma solo l'amministratore, accedendo dal menu che vi ho evidenziato in questa slide, quindi ovviamente strumenti di amministrazione, gestione entità base, enti o sportelli, a seconda che stiamo parlando di ente terzo o di sportello, poi va su modifica sportello e ancora qui in basso
configurazione scadenziario, gli compare tutto l'elenco delle scadenze automatiche che il sistema propone e può scegliere quali disabilitare e quali tenere. Ad esempio il termine della verifica formale non lo voglio vedere, il termine per il rilascio della ricevuta non lo voglio vedere, oppure lo voglio vedere, a seconda di come uno preferisce che gli sia organizzato il calendario. E per ognuna di queste scadenze può quindi decidere se attivarla o non attivarla e se vuole una notifica via mail e quanti giorni prima, il giorno stesso, un giorno prima, 2 giorni prima e via dicendo. Questo ognuno se lo può personalizzare. Non, come dire, è una funzionalità avanzata per un utente di amministratore, ma è utile saperlo, perché se ovviamente uno si costruisce anche uno scadenziario che sia più aderente alle proprie necessità, può essere uno strumento sicuramente utile per tenere presenti tutte le scadenze. Sì. Ogni ente, ogni amministratore, sì. No, per tutti gli operatori di quell'ente. Sì, certo, configura come deve funzionare per tutti gli operatori di quell'ente. Non è possibile differenziare da un operatore all'altro, ma le impostazioni che seleziona l'amministratore dell'ente vengono applicate a tutti gli operatori di quell'ente. Ok? Ogni ente terzo. Ogni ente. Siete configurati, cioè nel senso che il servizio, cosa siete Ispettorato forestale. infatti mi ricordavo, ci sarà un amministratore di piattaforma per, andiamo a servizio normalmente in regione, ok? Ogni servizio ha il proprio amministratore, normalmente l'ente terzo corrisponde col servizio, con un dirigente. Nel caso in cui non sia, sì, c'è ogni ente terzo, così come ogni sportello, dovrebbe avere un utente amministratore, ma nel caso in cui non siate in grado di individuarlo c'è il supporto, ecco. Chiamate il supporto. C'è il responsabile settore, però non sapevamo di questa differenza. Quali funzioni? È un utente che ha delle funzioni di configurazione di quello specifico ente, come ad esempio indicare magari la PEC su cui ricevere le notifiche, controllare e disabilitare operatori, perché magari c'è un operatore che va in pensione, va dissociato contattate il supporto che... Esatto. 2 parole su alcune novità normative, non ce ne sono di particolare rilevanza in questi anni, ma ci sono alcune cose che è utile sapere. Abbiamo accennato al tema delle ZES, delle zone economiche speciali. Allora, è un tema complesso su cui si potrebbe parlare molto, ma a me interessa darvi le cose, come dire, le informazioni principali. Allora, le zone economiche speciali sono uno strumento di agevolazione per le imprese che è stato introdotto a livello statale dal governo, già da qualche anno in realtà. Fino al 31 dicembre del 2023, quindi allo scorso anno, le ZES erano individuate in specifiche aree limitate, soprattutto legate alle grandi aree industriali ubicate lungo le reti di comunicazione. E cosa succedeva? Che le imprese che si insediavano all'interno di queste zone economiche speciali potevano godere di 2 agevolazioni. La prima è di tipo fiscale, e quindi fondamentalmente un credito d'imposta per le spese di investimento. La seconda è una semplificazione procedurale, perché le autorizzazioni in quelle aree non le rilasciavano i SUAPE, ma le rilasciava un commissario governativo che aveva competenza su tutte le ZES di quell'ambito territoriale regionale. Noi fino al 31 dicembre del 2023, o meglio fino al 29 febbraio di quest'anno, avevamo un commissario che aveva competenza sulle ZES della Sardegna. Il governo ha esteso e ha portato alcune modifiche a questa disciplina. Dal 1 gennaio di quest'anno la ZES è stata estesa
all'intero territorio di 8 regioni del Mezzogiorno d'Italia, tra cui la Sardegna. Quindi in questo momento tutta la Sardegna è zona economica speciale. Questo vuol dire che tutti gli investimenti produttivi in qualunque area del territorio regionale, se ovviamente rispettano una serie di criteri che non stiamo qui ad approfondire, possono accedere ad un regime fiscale agevolato, a dei crediti d'imposta, indipendentemente dal processo autorizzatorio. Cioè l'agevolazione fiscale e l'agevolazione amministrativa sono due cose che non sono collegate. Se uno ha diritto al credito d'imposta, ne ha diritto a prescindere dal fatto che abbia acquisito il titolo abilitativo al SUAPE piuttosto che alla struttura di gestione di missione che gestisce la ZES. Dopodiché hanno accorpato, anziché avere dei commissari per singola regione, hanno creato un'unica struttura di missione centrale che ha sede a Roma e che gestisce tutte le 8 regioni del Mezzogiorno d'Italia. Inizialmente sembrava che tutte le autorizzazioni in area ZES dovessero essere rilasciate da questa struttura di missione, quindi di fatto che i SUAPE non dovessero più rilasciare autorizzazioni per le attività di impresa da nessuna parte. Voi capite che questo in sede di conversione di questo decreto legge è stato molto osteggiato, perché creava tutta una serie di problemi sia dalle regioni, tra cui la Sardegna, che voglio dire si è data ha fatto notare che nel territorio non c'era il deserto, c'erano già delle realtà di semplificazione avanzate come appunto il SUAPE, sia anche da parte di altri soggetti come l'ANCI, per cui in sede di conversione in legge di questo decreto hanno un pochino edulcorato la previsione dicendo che l'autorizzazione unica di competenza di questa struttura di missione doveva essere limitata solamente ad alcuni interventi strategici individuati da un piano strategico che a tutt'oggi non è stato ancora approvato formalmente con decreto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quindi il piano strategico è stato condiviso, quindi una bozza c'è che ha passato, voglio dire, la condivisione sia sul piano tecnico che sul piano politico, ma non è stato ancora formalmente approvato con decreto. La cosa che è importante sapere è quella che sta scritta in questo secondo capoverso, che è nella bozza di piano strategico, dove c'è scritto che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce una semplificazione amministrativa la cui attivazione è rimessa all'iniziativa dell'operatore economico. Questo vuol dire, in soldoni, che l'imprenditore può scegliere se rivolgersi al SUAPE o se rivolgersi alla struttura di missione ZES per chiedere un'autorizzazione unica al commissario. La struttura di missione ZES, come accennava Annalisa prima, gestisce i procedimenti attraverso un sistema informatico che non è il sistema informatico SUAPE, è un sistema informatico nazionale messo a disposizione da Infocamere, per cui noi non abbiamo un controllo diretto. Spesso in questi mesi, voglio dire, il coordinamento è stato coinvolto per chiedere aiuto e nella compilazione della pratica e nella gestione della pratica da parte degli enti terzi, perché la cosa importante da sapere, ok, lato SUAPE che c'è questa possibilità alternativa, ma lato enti terzi è che possono essere coinvolti nei procedimenti e quindi nelle conferenze di servizi non solo dal SUAPE ma anche dalla struttura di missione ZES, che opera su un'altra piattaforma informatica che ahimè noi ovviamente migliore e peggiore, insomma, da quello che abbiamo avuto come feedback non è stata particolarmente apprezzata finora, ma questo è anche abbastanza fisiologico dal fatto che le persone abituate ad operare su una piattaforma, quando si trovano ad operare su un altro tipo di piattaforma è normale che la trovino più complicata perché non si ritrovano. Però al di là di questo è comunque diversa, e non sono comunque da ignorare, perché anche nel caso della struttura di missione ZES valgono le stesse regole che valgono per i SUAPE, per cui in caso di mancata espressione del parere viene considerato per acquisito, eccetera eccetera. No, questo lo dico perché tanti, anche enti terzi, ci hanno segnalato che non riuscivano a caricare proprio i pareri o le richieste di integrazioni su questa piattaforma della ZES, e il procedimento, la struttura di missione l'ha mandato avanti considerando acquisito l'assenso e ha chiuso con un provvedimento.
quindi è importante sapere che non stanno scherzando, non stanno giocando, cioè stanno gestendo procedimenti e rilasciano provvedimenti autorizzatori. Così come ai comuni può succedere di essere coinvolti in qualità di enti terzi sul procedimento gestito dalla struttura di missione. Infatti vi volevamo chiedere questo, giusto perché la situazione è in movimento in questo momento, all'inizio, sta succedendo ogni tanto qualcosa che non deve succedere. Abbiamo notizia di pratiche che vengono, cioè almeno una, di una pratica presentata contemporaneamente sia alla ZES che al Comune, che sta andando avanti con pareri caricati presi sul swap, caricati nella struttura di missione. Quindi magari per questo primo periodo, affinché poi noi possiamo anche andare a dialogare, ci proveremo con la struttura di missione per trovare una soluzione, perché la soluzione l'abbiamo trovata nel senso di fare in modo che l'impresa possa scegliere, e per noi la cosa era conclusa, salvaguardavamo tutte le maggiori semplificazioni che nel tempo e con fatica abbiamo creato. Non avevamo pensato all'ipotesi che mettessero in concorrenza, che è una follia perché l'ente terzo si trova a dover rispondere in contemporanea alla stessa pratica. Sì, cioè a una conferenza di servizi con lo stesso oggetto, per cui per l'inizio, se volete segnalarci pratiche, almeno un po' ne abbiamo, l'ambiente ce le sta segnalando, giusto per avere anche noi il polso della situazione e capire, eventualmente provare a intervenire. Sì, Tortolì ce l'abbiamo come pratica. Va bene, fin qui insomma non mi interessa entrare, o non ci interessa entrare troppo nel merito del discorso della ZES, però è bene che sappiate che c'è questa cosa. Poi di fatto probabilmente la soluzione della facoltatività è anche una soluzione abbastanza sostenibile, nel senso che chi è miglior giudice dell'imprenditore per capire se gli conviene andare al SUAPE piuttosto che alla struttura di missione. Può essere che ci siano realtà dove il SUAPE è particolarmente efficiente, dove, come dire, preferirà sicuramente andare al SUAPE, così come realtà dove il SUAPE magari ha una coda di arretrato notevole, dove preferirà rivolgersi alla struttura di missione. Questo pensatelo anche in scala su tutto il territorio del Sud Italia, dove ci sono veramente realtà dove i SUAP arrancano, anche perché non hanno strumenti informatici come può essere il nostro portale. Velocemente, alcune altre cose da segnalare sono le novità in materia di strutture ricettive. Nel corso dello scorso anno sono state introdotte tutta una serie di nuove delibere di giunta regionale che hanno approvato le nuove direttive per le strutture ricettive, sia alberghiere che alle aree aperta che extra alberghiere. In particolare per tutte le strutture ricettive anche preesistenti è previsto l'obbligo di riclassificarsi, perché è stato completamente riscritto il sistema e i criteri in base al quale viene attribuita la classificazione in numero di stelle. Le alberghiere devono farlo entro il 7 febbraio del 2025, le strutture all'aria aperta entro il 30 novembre, quindi questo fine mese, e quelle extra alberghiere entro il 18 gennaio del 2020. 31 gennaio del 2025, scusate, mi è caduto l'occhio nel posto sbagliato. Tra le altre cose, con le nuove direttive delle strutture ricettive extraalberghiere è stata introdotta la possibilità di esercitare l'attività di bed and breakfast anche in forma imprenditoriale, oltre che in forma non imprenditoriale come già c'era prima. E per completare questo discorso, con un decreto questa volta statale non va avanti. Sì, no, quello lo so, però per fare... no, non va. Ah, ok. Con il decreto legge 145 del 2023 sono state introdotte due sostanziali novità. La prima è la disciplina delle locazioni brevi e locazioni turistiche esercitate in forma imprenditoriale.
per cui è stato previsto l'obbligo di presentazione di una SCIA a decorrere dal 2 novembre, e quindi insomma, questa settimana è appena entrata in vigore questa norma che prevede l'obbligo per chi svolge l'attività di locazioni brevi in forma imprenditoriale, e sono in forma imprenditoriale tutte quelle locazioni esercitate da soggetti che hanno a disposizione più di 4 appartamenti, sono comunque imprenditoriali, devono presentare la pratica. Anche mi sono dimenticato di aggiornare la slide perché la modulistica non è più in fase di predisposizione, ma è stata predisposta e pubblicata, quindi sul sistema ad oggi c'è una modulistica che è ancora provvisoria perché la conferenza unificata non ha ancora approvato il modulo uniforme su tutto il territorio nazionale, però intanto sul nostro sistema c'è già la possibilità di trasmetterlo. Tra l'altro alcune regioni e anche l'ANCI stanno chiedendo a gran voce la proroga al 1 gennaio del 2025, però in questo momento ovviamente la proroga non è stata prevista e la norma è vigente. Ma insieme a questo è stato introdotto il CIN, il codice identificativo nazionale delle strutture ricettive, che devono ottenere tutte le nuove e le vecchie strutture entro il prossimo 1 gennaio. C'è stato un primo passaggio di dati dall'assessorato regionale del turismo alla banca dati gestita dal Ministero, ma comunque gli interessati, gli esercenti, devono accedere a questo link che è riportato nella slide. È veramente una cosa molto veloce per finalizzare l'iscrizione e richiedere il codice che gli serve per esercitare l'attività e per pubblicizzarla sui portali come Booking, Airbnb, eccetera. Tutto questo entro il 1 gennaio. Ancora, ecco, questo è il discorso che accennavamo prima, grazie a una domanda. Dal prossimo 1 gennaio i riconoscimenti in materia igienico-sanitaria passeranno dall'attuale regime di doppia gestione, in cui la ASL effettua le verifiche tecniche e l'assessorato regionale della sanità rilascia la determinazione di riconoscimento con il numero, ad un sistema in cui la ASL sarà l'unico ente coinvolto e agirà direttamente. Voi capite che questo semplificherà sicuramente il procedimento, perché non ci saranno più 2 soggetti ma ce ne sarà solo uno. Ma come effettivamente bisognerà agire? Perché vi ricordo, i riconoscimenti comunitari sono tra i pochi casi di provvedimenti espressi previsti dalla normativa europea, e quindi quelli che non si possono dare, non si può dare per acquisito l'assenso in caso di mancata espressione nei termini della conferenza. Usciranno delle direttive che diranno nel dettaglio come coordinare questo procedimento col procedimento su APE. Ci stiamo lavorando, quindi più di così in questo momento non siamo in grado di dirvi, perché è proprio un work in progress. Ancora, col decreto legge 19 del 2 marzo è stata approvata una mappatura delle attività artigiane libere. Noi sappiamo che, e ce lo dicono anche le direttive, ma anche la stessa legge 24, che non rientrano nella competenza del SUAPE, non prevedono la presentazione di nessuna pratica tutte quelle iniziative per le quali la norma di settore non prevede nessun adempimento amministrativo. Quindi c'è un gran numero di attività che non necessitano di presentare nessuna pratica, perché non c'è nessuna norma che glielo impone. Questo decreto del marzo del 2024 non ha introdotto in realtà alcuna semplificazione o alcuna novità, perché queste attività erano libere anche prima, semplicemente sono state mappate. È stato riportato un elenco: sarto, calzolaio, ceramista, eccetera. Ovviamente vale la regola che, comunque, diciamo che quella che riportiamo più spesso nelle risposte ai quesiti, cioè anche le attività che sono di per sé libere potrebbero comunque necessitare della presentazione di una pratica su APE per adempimenti di tipo ambientale, di sicurezza, scarichi, emissioni in atmosfera e via dicendo, che non sono collegati direttamente con l'attività, ma con le modalità con cui quella viene svolta e con l'impianto produttivo, le dimensioni e le tecnologie che vengono utilizzate.
Cioè noi riceviamo, guardate, tantissimi quesiti tutti i giorni dove ci chiedono: ma per questa o quella attività è necessario presentare una pratica su APE? Tranne rarissime eccezioni, quando la cosa è veramente palese, la risposta è sempre: dipende, rivolgiti a SUAPE e chiedi, perché bisogna valutarlo caso per caso. I cittadini, gli imprenditori hanno una fantasia fervida nell'inventare cose che sono state già inventate. Cioè quando vengono e ti chiedono: ma un onicotecnico deve presentare una pratica al SUAPE oppure no? La risposta non può essere che, siccome non c'è una legge che dice che cosa fa l'onicotecnico, quello che intendi tu potrebbe essere diverso da quello che intendo io. Quindi spiegami che cosa fai. Perché è vero che non c'è una legge sull'onicotecnico, ma c'è una legge sull'estetista. Per cui se quello che tu fai ricade nella disciplina dell'estetista, tu ne hai voglia di chiamarlo onicotecnico, sei un estetista, o meglio, ricadi nel campo di applicazione di quella legge e devi avere quei requisiti. Uno che fa organizzazione di eventi dipende da come la fai. È molto probabile che tu sia un'agenzia d'affari. Il cittadino non si autoqualificherà come agenzia d'affari, perché questo è un termine desueto. Ma secondo cosa fai? Vai intervistato, fammi capire, ma fai intermediazione tra chi ti fa il catering, chi ti dà la location? Se lo fai, sei un'agenzia d'affari e ricadi in quella. Quindi, come dire, è una valutazione che va fatta caso per caso, intervistando l'interessato per capire esattamente che cosa fa. L'ultima cosa, lo accennavamo prima, veramente 2 parole perché non mi interessa tediarvi con una cosa che è molto tecnica. A livello statale, l'anno scorso è stato approvato un decreto che contiene delle specifiche tecniche a cui devono uniformarsi tutti i sistemi informatici che gestiscono procedimenti in ambito SUAP a livello statale, quindi per noi SUAPE, che riguardano sia con 3 componenti: lato front office, quindi quello che è l'interazione tra il cittadino e lo sportello unico; lato back office, quindi l'attività vera e propria del SUAPE; lato enti terzi, quindi l'interazione tra lo sportello unico e gli enti terzi. L'obiettivo qual è? È quello di uniformare le modalità di funzionamento in maniera tale che questi sistemi, pur essendo eterogenei, parlino tutti la stessa lingua e siano quindi tra di loro interoperabili. In Sardegna questo problema lo viviamo meno, perché tutti i comuni e tutti gli enti terzi utilizzano lo stesso sistema che è quello regionale e che quindi parlano, già di per sé la stessa lingua. Però è importante, soprattutto per enti magari anche di livello statale che a loro volta poi si interfacciano con sistemi informatici diversi, che anche il nostro sistema sia adeguato a queste specifiche tecniche, perché garantisca una gestione dei dati in linea con gli standard che sono stati stabiliti uniformemente a livello regionale. Per noi il problema è relativo, nel senso che ovviamente la regione si fa carico di adeguare la piattaforma a queste specifiche tecniche. Per chi volesse approfondire, ci sono comunque delle pagine messe a disposizione dall'Agid, il cui link è riportato in questa slide. Infine vi ricordo che esistono ancora e sono pubblicate, reperibili a questi link, delle pillole di video lezioni di alfabetizzazione sul procedimento, che sono utili soprattutto per nuovi operatori o per chi si fosse affacciato da poco ovviamente al mondo del SUAPE e avesse bisogno di un supporto proprio da ABC. Sono, mi pare, 12 video lezioni suddivise per argomenti, quindi che sono la conferenza e servizi, la verifica formale, l'irricevibilità, gli atti interdittivi, eccetera. Non sono recentissime, nel senso che risalgono al 2019, credo, ma il quadro normativo della legge 24 non è cambiato in maniera sostanziale, è rimasto pressoché immutato. Il sistema ovviamente ha fatto qualche passo in avanti, per cui bisogna tenere presente che ci sono stati dei miglioramenti, soprattutto dal punto di vista informatico, ma
a tutt'oggi, se ci sono nuovi operatori o qualcuno che avesse bisogno di un accompagnamento proprio iniziale, sono degli strumenti tuttora validi e a disposizione. No, per i cittadini non esistono, ma se uno avesse interesse a approfondirlo, è sempre questo. Ci si può pensare. Si può pensare, certo. Prego, ecco, adesso siamo a disposizione. Sì? L'avevamo tolto, sa perché? Perché qualcuno, quando andava a scannerizzare la procura, scannerizzava contemporaneamente anche il documento d'identità. E quindi ci dicevano, ma perché mi obbligate a caricare 2 file quando io l'ho fatto nello stesso file? E quindi l'abbiamo eliminato, messa alla procura, ma il problema resta per chi, come dire, non lo scannerizza insieme, anche perché molto spesso il documento d'identità viene da una scansione che è fatta dall'interessato, mentre la procura la scannerizza il procuratore. Non lo so, Poi c'è anche una ipotesi residuale di procura sola alla trasmissione che viene firmata digitalmente, dove effettivamente hanno giustamente rimproverato che in quel caso se il documento è firmato digitalmente non si deve mettere la carta d'identità. Giustamente. Magari nel caricamento dei dati, cioè il tecnico inserisce i dati del titolare della pratica e automaticamente inserisce il documento. Ma se il titolare c'ha Se il titolare, perché capita, tant'è che l'abbiamo anche modificato il modello F315 l'anno scorso, perché sta capitando sempre più spesso che soggetti pur in possesso di firma digitale conferiscono procura comunque al professionista. Questo soprattutto ditte magari grosse o semplicemente perché gli dà procura. In quel caso è lo stesso delegante che firma l'F15 con firma digitale e non deve allegare il documento. Quindi è un obbligo quando l'F15 è firmato e scansionato, negli altri casi no, ma è difficile codificare informaticamente un obbligo che non è sempre tale. Sì? No, il problema è che quello della diretta è questo, non è quello collegato alla... Può avvicinarsi. Ma non ci hanno avvisato che non si sente. Io potrei fare. Cosa puoi fare? Dai. In merito al caricamento degli allegati, molto spesso arrivano elaborati grafici in PDF, relazioni in doc. È possibile bloccare questa tipologia di trasmissione? Allora, la difficoltà lì è banale, che di fatto sono dei P7M. Allora, il doc diventa un P7M, perché il sistema non accetta il doc, Però il doc firmato digitalmente diventa un P7M e il P7M è ovviamente accettato. Però nel portale vecchio SUAP era possibile caricare i file PDF e DVF e firmarli dopo. Come firmiamo adesso il nuovo? I file nel vecchio portale? No, gli allegati. Gli allegati nel vecchio SUAP Non me lo ricordo. si caricavano Mm. DVF, PDF e poi venivano firmati dopo. Ho capito, firmati sul sistema anziché allegati già firmati. Ma questo è un... Non ho ricordo. Non ho memoria, vabbè, comunque sia, adesso in questo momento sarebbe uno stravolgimento del sistema così com'è. Magari nella progettazione del prossimo sistema possiamo valutarlo, perché su 2 piedi bisogna vedere se ci sono... Poi la stessa cosa sui P7M, sì, ho capito, perché ci sono alcune difficoltà. Comunque, vabbè, prendiamo nota. Grazie.
Se non ci sono altre domande, possiamo anche